Bene, invito a sedersi. Questo primo momento comune, poi ci divideremo, adesso spiegherà Marco, nelle due. Ecco, dirigente, eravamo preoccupati perché la dirigente Giuliana no, no. Allora, di te sono sicuro che c'hai una spiegazione razionale. No, di molte scuole che sono in ritardo, probabilmente non hanno resistito all'attrazione del prosecco e mi hanno detto che c'è già gente mezzo andata in piazza che sta vagando col calice in mano. Ecco, resistete fino alle 5, 5 e mezza. Poi con la visita alle cantine e la cena di gala stasera, prosecco a fiumi. Quindi come se non ci fosse un domani, come si dice. Bene, allora io questo sono pagato per dire qualche sciocchezza, perché adesso passo la parola a persone serie che vi dicono cose interessanti. Grazie. Bene, grazie, buongiorno a tutti e un saluto caloroso e un benvenuto altrettanto caloroso a Valdobbiadene e al Verdi stamattina. Allora, credo che molti di voi, probabilmente tutti, siate stati anche all'incontro di ieri pomeriggio e quindi siate già pienamente all'interno dello spirito del festival che ieri abbiamo sentito descrivere da tutte le persone che sono intervenute. Quello che di tantissimi spunti, tantissime cose belle, importanti, stimolanti che abbiamo sentito ieri, credo che stamattina dobbiamo ritenerne una in particolare, e cioè che di tutto quello che viene detto sulla scuola, i protagonisti alla fine sono i docenti e i dirigenti, ma io direi soprattutto i docenti. Sono loro che fanno la scuola, sono loro che fanno l'innovazione scolastica. Allora, credo che questa sia una cosa veramente da ricordare sempre, soprattutto nelle giornate difficili, e sappiamo che a scuola ce ne sono tante per vari motivi, non sempre dipendenti dai nostri alunni, ma insomma diciamo che questo dovrebbe essere la cosa che ci fa da faro nelle nostre giornate di lavoro. Allora, come dicevo, io vi do il benvenuto in questa scuola. L'Isis Verdi è un istituto superiore, come sapete, pluriindirizzo. Noi abbiamo 3 licei, abbiamo 2 istituti tecnici e abbiamo adesso anche un indirizzo professionale. Quindi in qualche modo, come si diceva ieri, l'interazione col territorio, essendo noi l'unica scuola superiore di Valdobbiadene, è una cosa che dobbiamo fare, ma non solo, diciamo che anche al nostro interno, per non solo far convivere, ma anche far vivere nella maniera più proficua questi indirizzi così diversi, siamo chiamati a interagire, a collaborare, a sperimentare delle cose nuove. Ed è quello che stamattina, oggi pomeriggio e domani mattina, anche le vostre scuole potranno illustrare. Allora, io desidero adesso richiamare soltanto, prima di lasciare la parola a voi, desidero salutare e ringraziare alcune persone che poi anche interverranno e desidero veramente augurarvi le cose più belle per queste 2 giornate che passerete ancora a Valdobbiadene. Il tempo ci è anche favorevole, quindi spero che anche questo aiuti ad apprezzare questa esperienza e il territorio che, come si è detto ieri, si interseca con le scuole in maniera veramente molto stretta e proficua. Allora, vorrei salutare e ringraziare ancora una volta Alberto Raffaelli, ideatore, organizzatore e cuore pulsante di questa iniziativa. Poi saluto Marco Ferrari del
comitato tecnico scientifico e anche lui promotore e secondo cuore pulsante dell'iniziativa. Ecco, terzo cuore pulsante. E adesso saluto, ringrazio per la presenza e anche invito qui sul palco la dottoressa Martina Bertelle, che è assessore all'istruzione del Comune di Valdobbiadene, ma è anche vicepresidente della provincia di Treviso. Prima di lasciare la parola, vi dico solo, giusto per restare nel concreto, che i minuti di ritardo che ho avuto sono dovuti al fatto che stamattina stanno prendendo servizio tantissimi docenti, perché la scuola sta entrando nel vivo del nuovo anno scolastico. Allora, detto questo, ancora tanti auguri per questa giornata, per domani, e la parola alla dottoressa Bertelle. Grazie Giuliana, Grazie. un applauso No, meritato mamma mia. per l'ospitalità. Buongiorno a tutti, io vi porto i saluti ancora del sindaco, ma anche del presidente della provincia Stefano Marcon, che ha delegato me per questa bellissima giornata. Io qui mi sento più assessore di Valdobbiadene più che vicepresidente della provincia, perché sono a casa mia. L'anno scorso è nata dal mio sindaco questa bellissima idea di portare anche le amministrazioni delle scuole selezionate qui a Valdobbiadene, perché siamo ben consapevoli che le scuole non lavorano mai da sole, ma come diceva bene Giuliana, ma come è stato ribadito ieri negli interventi, si lavora sempre con il territorio. È una collaborazione reciproca, come le scuole hanno bisogno delle amministrazioni, delle aziende, delle collaborazioni con gli altri enti, anche noi abbiamo bisogno delle scuole. Stavo pensando che ieri non abbiamo portato gli esempi virtuosi che abbiamo qui a Valdobbiadene, e ne abbiamo davvero tantissimi con tutte le scuole presenti, dalla DF all'Isis Verdi all'Istituto Comprensivo, ma magari avremo modo il prossimo anno di portarle. Marta Barazzuola ha portato l'esempio della scuola dell'indirizzo agrario, che è nato proprio con questa amministrazione ed è basato proprio sul territorio, i laboratori a cielo aperto, perché qui non abbiamo bisogno di crearci degli spazi, perché ci sono già e sono presenti, ma potrei stare qui a parlare tutta la mattinata a raccontarvi di questa bellissima esperienza. Però veramente vedo che non è solo qui a Valdobbiadene, ma come ho potuto sentire ieri, in tutta Italia si verificano queste bellissime collaborazioni. E poi ci siete voi che appunto in queste sessioni il copiarsi porta anche a delle nuove idee, a delle nuove progettualità che possono essere diverse, come molto simili, ma sempre qualcosa di nuovo. Quindi veramente il festival è un incubatore di idee più che un semplice scambio. E quindi questo va a merito appunto ad Alberto, la scuola DF, che ha dato veramente, ha portato a Valdobbiadene una cosa grande, bellissima, di cui siamo veramente orgogliosi. Finalmente non siamo famosi solo per il vino, per le bollicine, come diceva ieri il ministro Bianchi, ma diventiamo famosi anche per l'innovazione scolastica, e quindi grazie, perché ne siamo davvero tanto orgogliosi. Quindi lunga vita al festival e buon lavoro a tutti voi. Grazie. Do avvio ai lavori dicendo anche una cosa a nome dell'Associazione Amore per il Sapere, che collabora a costruire questo festival. Da insegnante, adesso da un anno da dirigente scolastico, sono colpitissimo del fatto che tutte queste progettualità, l'innovazione che facciamo, può davvero svilupparsi in un clima di amicizia virtuosa. Per cui mi associo ai ringraziamenti di Giuliana, anche a Luigi Ballerini, Adriana Rasera, Gabriele Raffranchi, a tutti voi, perché mi sembra che il festival stia diventando davvero uno spazio aperto dove il cuore pulsante è il rapporto tra di noi, un rapporto fatto di stima, di idee e anche di volontà di cambiare le cose, ognuno nel suo piccolo, nel suo grande.
Per cui davvero io vivo questi 2 giorni che ci aspettano. Ieri purtroppo sono arrivato tardi perché avevamo i dipartimenti e non potevamo spostarli, però questi 2 giorni come l'occasione di allargare il collegio docente, allargare cioè quei rapporti con cui quotidianamente ci spendiamo per il bene dei ragazzi. Per cui sono curiosissimo personalmente di ascoltare i lavori che sono presentati qui in questi 2 giorni e con voi raccontarci nei momenti liberi, a pranzo, durante le visite del pomeriggio, a cena, tutti quei dettagli o anche quelle, come diceva adesso assessora, non so come, assessore va benissimo, che davvero già prima, mentre bevevamo il caffè, ci siamo conosciuti, abbiamo avuto l'occasione di condividere tantissimo tra noi. Penso che si stia creando una galassia di persone vive e interessanti per quello che fanno e per come lo fanno, e è bello ritrovarsi qui. Ho visto colleghi che hanno partecipato a progetti diversi, come il liceo TRED che è nato l'anno scorso, ci sono diversi colleghi dirigenti che collaborano, ma ognuno qui avrebbe decine di esempi da fare. È davvero bello sapere che ci sono persone che spendono un weekend, 2 giorni del loro tempo per essere qui e davvero guardare con grande speranza al lavoro che facciamo da lunedì in classe nelle nostre scuole. Benissimo, adesso mi taccerei perché iniziamo i lavori. Come sapete ogni scuola ha 25 minuti a disposizione, quindi chiediamo di essere molto rigorosi su questo. Presenterete il progetto che avete portato qui e, se possibile, tenete qualche minuto per lo scambio di battute, che è il momento anche forse più fecondo per chi ascolta e per chi può fare una domanda, chiedere un chiarimento. Poi ci sarà il pranzo, sarà un pranzo a buffet qui al Verdi, la seconda sessione di lavoro, e nel pomeriggio, prima della cena di gala, avremo 4 proposte, per cui chiamo Andrea Berton, che è docente all'ADF, giornalista che ha coordinato la seconda parte del pomeriggio, a raccontarci cosa possiamo scegliere per il nostro pomeriggio. Grazie Andrea. Grazie a te, davvero un applauso a tutti voi e grazie di essere venuti a Valdobbiadene. L'abbiamo detto, i protagonisti siete voi docenti, dirigenti scolastici, ma soprattutto i nostri ragazzi. E allora abbiamo voluto confermare la proposta dell'anno scorso, quindi quella di coinvolgere i nostri studenti, che saranno delle vere e proprie guide turistiche e vi accompagneranno in 4 itinerari. 2 sono molto semplici, sono a piedi, quindi quando finiremo qui alle 17:30 potrete raggiungere o una cantina di Valdobbiadene per una degustazione guidata o il centro storico di Valdobbiadene a piedi insieme ai nostri ragazzi. Ci sono invece 2 proposte alle quali potete aderire. Dovete consegnare questo modulo che vi è stato dato prima entro le ore 13 di questa mattina. Una sarà a Pieve di Soligo con me e andremo a vedere la Pieve di Soligo di Zanzotto. Voi sapete che nel 2021 era il centenario dalla nascita del grande poeta, e poi ci sarà una sorpresa, ecco, anche per chi verrà a Pieve di Soligo. Un altro percorso invece è bellissimo all'abbazia cistercense di Follina, per chi non l'avesse visitata, è una chicca dell'Alta Marca Trevigiana che vi consigliamo. In questo caso ci sarà un transfer per andare lì. Chi però è automunito chiediamo insomma di raggiungere questi luoghi con la propria macchina. Quindi tutto questo potete consegnare il modulo che vi hanno dato entro le ore 13 a Valentina Bolognesi, professoressa di accoglienza turistica. Buon festival e buon prima sessione di interventi. Grazie Andrea. Adesso cominciamo i lavori, ci dividiamo nei due spazi, quindi qui in palestra e in aula magna, dove Laura Arrigoni, che invito qui sul palco, e Monica Fugaro a recarsi nelle proprie aule, perché iniziamo proprio tra pochissimi minuti. Buon lavoro e buona 2 giorni a tutti. Dammi un attimo. E chiedo gentilmente se è presente un rappresentante dell'IS Venturi, Liceo Fanti, Carpi e Modena, perché interverrà per quarto stamattina qui in palestra. Non c'è ancora nessuno, vero? Ecco. Ah, benissimo. Vi chiedo di avvicinarvi al professor Toniolo per il materiale da consegnare. Va bene? Grazie.
Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Paschetto, sostituisco Laura Rigoni che ha avuto un problema come moderatore di questa prima sessione. Inviterei gli insegnanti del Liceo Classico e Linguistico Carducci di Bolzano, con cui iniziamo, ambiente, tutto ciò che ci circonda. Utilizzate i 25 minuti comprensivi di domande. Sì, te lo passo a te. Allora, buongiorno, ci presentiamo. Io sono Emilia Demi e la collega qua con me è Alessandra Braccilli e siamo insegnanti del Liceo Classico e Linguistico Carducci di Bolzano. Questo liceo, diamo due parole giusto per presentarlo. Noi siamo accompagnati dalla nostra dirigente Cristina Crepaldi, che è qua presente in prima fila. Dunque il nostro liceo sta per compiere i 100 anni dalla sua istituzione, è nato nel 1924, e il contesto in cui è inserito è un contesto bilingue, siamo a Bolzano, e forse proprio per questo ha maturato già una grande attenzione come realtà di confine proprio alle suggestioni che provengono dal territorio e dalle lingue. In effetti noi abbiamo già attivato da tempo diversi percorsi come quello ESABAC, come il Cambridge IGCSE, siamo anche aperti all'aspetto scientifico da poco con il biomedico e recentemente abbiamo aderito anche alla rete di Beige Italia. Quindi insomma abbiamo una serie di offerte, no, che differenziano insomma produttivamente la nostra scuola. Abbiamo due particolarità che condividiamo con l'intera provincia di Bolzano, ovvero in tutte le scuole secondarie di secondo grado nel primo biennio è attivato lo studio del diritto e dell'economia indipendentemente dall'indirizzo. E allo stesso modo poi abbiamo all'interno del curricolo di tutte le scuole uno spazio che è definito l'area di progetto, durante il quale si interrompono le attività didattiche tradizionali e si dà spazio a una didattica di tipo più innovativo, interdisciplinare, che dà maggiore importanza alle competenze, rompendo un po' le attività appunto abituali. L'area di progetto prevede che tutto il consiglio di classe collabori a un unico obiettivo, stabilito ovviamente a priori, il quale occupa complessivamente un 10% del monte ore totale di lezioni annuali. Ora, da quando è stato istituito l'insegnamento di educazione civica, chiaramente l'educazione civica e l'area di progetto vengono a confluire efficacemente, quindi anche il progetto che presentiamo è stato attuato all'interno dell'area di progetto, ma è un progetto comunque di educazione civica. Il consiglio di classe quindi ha programmato di svolgere il percorso nel pentamestre prevalentemente. La nostra scuola è divisa in trimestre e pentamestre, anche se insomma abbiamo lavorato un pochino come preparazione anche durante il trimestre. L'attività è stata svolta in classe, ma soprattutto nelle aule di informatica e multimediale, insomma con la guida dei docenti in orario. Andiamo avanti. Sì, quindi proprio approfittando dell'area di progetto, abbiamo deciso di aderire ad un progetto proposto dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, dal titolo Ambiente, tutto ciò che ci circonda. Cosa sapere e come agire per diventare cittadini di domani. È un progetto di cittadinanza attiva che il FAI ha proposto proprio perché l'ambiente e il paesaggio non siano delle materie da studiare a scuola, ma diventino
si crei un vero e proprio percorso per gli studenti per prendersi cura, per farsi carico della cura, della tutela dell'ambiente. Infatti il FAI parte proprio da questo assunto, la frase che vedevamo prima, se può tornare, di Giulia Maria Mozzoni Crespi, la fondatrice del FAI, che dice appunto si protegge ciò che si ama ciò che si conosce. Quindi la conoscenza dell'ambiente e del territorio, un presupposto essenziale per educare le nuove generazioni alla tutela poi. E questo appunto è un progetto del settore scuola ed educazione del FAI che viene proposto da più di 20 anni. Adesso sì, possiamo vedere che il progetto viene rinnovato ogni anno, a metà settembre sarà online il progetto di quest'anno dal titolo Paesaggio Cultura, quindi si baserà soprattutto sul paesaggio. Allora, ancora di qualche presupposto metodologico poi prima di arrivare a descrivere nel concreto il progetto. Allora, in questi anni tutti noi, insomma, nella scuola abbiamo potuto comprendere, qui cito anche Giovanni Biondi, il presidente dell'Indire, che a livello internazionale si sta affermando la necessità un po' di rompere con la scansione tradizionale disciplinare e di riprogettare quindi i curricoli scolastici tendendo a privilegiare le competenze piuttosto che i contenuti delle singole materie. E in questo caso sì, il programma e i contenuti minimi hanno un significato un po' più relativo, no? Mentre acquisiscono importanza proprio altre priorità come stimolare l'interesse, stimolare la creatività, ma anche insegnare, insomma, a porsi di fronte a grandi temi, a selezionare, a progettare, a farsi delle opinioni, argomentare. E in questo senso, ecco, nel nostro progetto l'educazione civica, l'educazione della cittadinanza è servito anche a questo. Non è stata una somma di ore, un'ora di diritto, un'ora di storia, un'ora di italiano, è diventata una questione di comportamenti che le ragazze, tutte ragazze poi vedrete, hanno appreso. Quindi cittadinanza attiva ha significato proprio comportarsi in modo coerente e consapevole, devo dire anche poi vedrete una certa attenzione anche alla bellezza e all'armonia come elementi anche importanti da rivalutare, no, in questo periodo. Allora, il progetto è partito con una formazione online messa a disposizione appunto dal FAI, una piattaforma rivolta a studenti e docenti, e le studentesse divise in gruppi hanno svolto a scuola nell'aula informatica questa formazione autonoma articolata in 4 aree tematiche: terra, aria, acqua, energia. Questo ha permesso loro di acquisire una cultura aggiornata sull'ambiente, di approfondire contenuti particolarmente legati alla crisi ambientale e hanno approfondito quindi questi contenuti con non solo PDF ma anche contenuti video originali con esperti del settore, anche molto accattivanti e interessanti. E quindi hanno realizzato, insomma, hanno raggiunto questa conoscenza aggiornata sull'ambiente e in una seconda fase hanno scelto di approfondire uno dei 4 percorsi e realizzato delle presentazioni da proporre alla classe nell'ambito che più era apparso loro interessante, era apparso al gruppo interessante, e con particolare attenzione proprio alla crisi ambientale. Infatti questo per noi è un concetto importantissimo. Lavorando con i giovani sappiamo che i giovani sono molto sensibili ai problemi ambientali, li prendono molto a cuore
e quindi hanno avuto bisogno anche di informarsi, di approfondire, anche analizzando le buone pratiche che vengono messe in atto nei vari beni del FAI che sono in tutta Italia. Questo perché appunto si passi dalla conoscenza alla tutela, quindi avere a cuore veramente l'ambiente, conoscendolo meglio, permette loro di assumere poi degli atteggiamenti adeguati che non restino solo in teoria. Ecco, a questo proposito voglio dire anche che con questo progetto ambiente e tutto ciò che ci circonda, il FAI è entrato a far parte di un piano del Ministero dell'Istruzione che si chiama Rigenerazione Scuola, che appunto ha proprio il compito di raccogliere e mettere a disposizione delle scuole programmi formativi rivolti agli studenti e alle studentesse di Italia. Ecco, poi siamo passati alla fase del concorso vero e proprio, il concorso collegato, che si chiamava Green Future, ed era appunto articolato in 2 fasi. Cosa si chiedeva? Cosa chiedeva il FAI agli studenti? Di individuare un'area verde e proporre un percorso di valorizzazione di un'area verde già esistente oppure di implementazione del verde laddove non ce n'era. E per la prima fase le squadre, perché a questo punto la classe era divisa in squadre di 2-3 persone al massimo. Nella nostra classe si sono formate 8 squadre. Le squadre dovevano caricare sul sito del concorso una foto con una didascalia, quindi una foto del luogo prescelto con una didascalia sintetica su quello che intendevano realizzare. Poi c'era appunto il passaggio alla seconda fase. Allora, alla prima fase hanno partecipato 12.000 squadre in tutta Italia, nelle scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Di queste 12.000 squadre, solo 450 sono passate alla seconda ed ultima fase, 7 squadre della nostra classe, una non ha superato la prima fase. Quindi poi nella seconda fase dovevano presentare un vero e proprio progetto articolato, in cui attraverso un PowerPoint o attraverso un video presentavano quello che intendevano realizzare in quest'area scelta. Infine, sì, hanno vinto praticamente una squadra, ci ha dato questa soddisfazione ed è stata selezionata fra le 6 squadre vincitrici per la scuola sempre secondaria di secondo grado, perché gli altri ordini avevano un altro canale, diciamo. C'è stata una premiazione nazionale online dove appunto le studentesse hanno potuto esporre il loro progetto e sono state premiate. La motivazione della giuria è stata per la loro originalità, perché hanno avuto attenzione oltre che al verde anche alla fauna, per la sostenibilità, perché hanno proposto di utilizzare in questo percorso il legno proveniente dagli alberi abbattuti dalla tempesta Baia del 2018 e anche per la competenza acquisita per il lessico specifico. Ecco, quindi qui è finita la parte, diciamo, organizzata dal FAI nazionale, ma noi siamo andate oltre e con l'appoggio e il supporto della dirigente abbiamo pensato di organizzare una presentazione pubblica a scuola alla quale abbiamo invitato le autorità. È intervenuta l'assessora all'ambiente e alla progettazione del verde pubblico con un funzionario che ha molto apprezzato i progetti e ci ha promesso che li seguirà, cioè cercherà di valutarne la fattibilità e ci terrà informati. Quindi in questo modo le nostre studentesse, tutte, anche non solo quelle che hanno vinto, tutte, hanno attuato un circolo virtuoso di collaborazione anche con l'amministrazione. Sì, adesso... Sì, no, adesso ci provo, di farvi vedere parte del video che le ragazze hanno realizzato
per la candidatura a questo festival. Non tutto, perché la sottoscritta magari anche no. Ecco. Lo faccio grande. Progetto. Nel nostro progetto abbiamo quindi approfondito le problematiche riguardanti l'interazione tra l'uomo e l'acqua, l'aria, la terra e l'energia. Per quanto riguarda la tematica dell'energia, abbiamo lavorato sull'Agenda 2030, un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, che comprende 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. Riguardo all'energia abbiamo anche parlato dell'energia eolica, ovvero l'energia ottenuta dal vento. La seconda tematica è stata quella dell'acqua, in particolare abbiamo affrontato quelle che sono le principali cause della siccità, ovvero sorgenti secche, falde inquinate e spreco. Il terzo tema è stato quello della terra, in particolare riguardo il suolo e il paesaggio, e il quarto e ultimo tema è stato invece quello dell'aria, in cui abbiamo affrontato il tema riguardante il riscaldamento globale e alle sue conseguenze, come l'aumento delle temperature, periodi di siccità, le inondazioni stagionali e lo scioglimento dei ghiacciai. Dopo aver lavorato diverso tempo e dopo aver preso consapevolezza delle problematiche, ci siamo dedicati alla preparazione della proposta per il concorso #GreenFuture, articolato in 2 fasi. Per iniziare ci siamo suddivisi in gruppi, abbiamo individuato nella nostra città e nei pressi aree verdi e altri luoghi messi in condizioni di degrado o scarsamente valorizzate dal punto di vista ambientale. Abbiamo quindi elaborato, come sempre all'interno del gruppo di lavoro di riferimento, un progetto di valorizzazione dell'area scelta, inviando poi una foto del luogo scelto all'associazione FAI. Avendo quasi tutte le squadre superato la selezione della prima fase del concorso, ci siamo messi a lavorare alla seconda fase del progetto, che consisteva nel creare una presentazione PowerPoint o un video che spiegava l'idea avuta per valorizzare l'area scelta. Il nostro obiettivo, infatti, è stato quello di studiare le tematiche ecologiche e ambientali, prestando sempre però attenzione alla bellezza del paesaggio. Dall'altra parte, invece, abbiamo imparato a lavorare in modo efficace insieme e a conoscerci e a condividere esperienze ed idee. Come detto prima, la nostra classe si è divisa in 8 gruppi e ognuno di essi ha lavorato per rivalorizzare un'area della nostra città, ovvero Bolzano. Alcuni gruppi hanno lavorato sul parco tra via Taramelli e via Novacella, un altro gruppo ha lavorato al parco vicino al Talvra, un altro a Piazza Vittoria, il Virgol, le passeggiate del Guncina, il parco Powell Powell, il Sentiero delle Castagne e anche Piazza Matteotti. Tutti i gruppi si sono impegnati e hanno lavorato intensamente, facendo gioco di squadra. In questo modo ogni persona è diventata più consapevole in quanto più attenta e informata sull'ambiente. Va bene, ecco, lo facciamo finire qui, poi c'erano i saluti. Ecco, c'è da dire che le ragazze, come avete visto, insomma, hanno lavorato con grande impegno e con grande determinazione. Il video che hanno realizzato l'hanno realizzato in pochissimo tempo e aspettate, scusate un attimo, come sì. Ecco. In poco tempo e con grande sicurezza, ecco. E quindi i lavori che hanno fatto, sia per quanto riguarda l'aspetto anche del supporto informatico, sia per proprio i progetti che hanno elaborato, lo hanno fatto solo loro e hanno dato spazio alla loro visione della realtà, alla loro visione anche sul compito di realtà che sono state chiamate a svolgere. E i prodotti sono effettivamente di alto livello, quindi le loro proposte di rivalorizzazione sono state molto concrete e molto interessanti. Noi stessi abbiamo accolto veramente con sorpresa i loro lavori, come insegnanti non li abbiamo, cioè le abbiamo supportate solamente per richieste, consigli, qualche indicazione, eccetera, ma l'iniziativa è stata completamente ed esclusivamente loro. Quindi le competenze che hanno messo in campo, che hanno attivato, sono veramente essenziali, importanti e le hanno attivate bene. E sono competenze di progettazione proprio in campo ambientale, come ho detto prima, anche attenzione alla bellezza, all'armonia, al singolo particolare, che riteniamo abbastanza importante, anche se magari sottovalutato, no? Competenze informatiche, competenze comunicative, relazionali e di lavoro di squadra che le stesse ragazze hanno sottolineato nel video. Noi abbiamo isolato anche la DIA perché questa classe in particolare
vedremo. Insomma, almeno era una classe piuttosto competitiva, di ragazze molto anche brave, molto ambiziose, divise in piccoli gruppetti che non parlano tra di loro. Ovviamente, questo grazie anche alla decisione della collega mia meno, abbiamo voluto rompere queste loro dinamiche, rompere questi loro gruppi autocostituiti, in modo tale da spingerle a collaborare veramente in un ambiente di lavoro che non sempre è l'ambiente dell'amicizia, no? Quindi hanno avuto delle forti resistenze all'inizio, ma poi hanno capito e si sono messi a lavorare e hanno raggiunto i loro risultati, no? E questo a livello anche in ottica lavorativa, magari fra qualche anno sarà loro, speriamo, molto utile. Allora, il lavoro in sé quindi ha sicuramente avuto un esito molto positivo. Qualche criticità c'è, come sempre, forse l'unica che possiamo mettere in evidenza è che la strada a livello di condivisione del consiglio di classe di questi progetti interdisciplinari è ancora un pochino lunga, perché la scuola italiana, sappiamo tutti che resta ancora piuttosto tradizionalista, quindi rompere con la frammentazione, col programma, con l'impostazione disciplinare è ancora difficile, lo sappiamo, quindi speriamo che auspicabilmente in futuro, insomma, la coesione nel lavoro anche di squadra migliori. Ecco, noi insomma abbiamo terminato la nostra presentazione e siamo qua. Sì, grazie. Non so se ci sono domande. Bene, grazie. Intanto, prima di aprire un breve dibattito, se ci sono domande, comunico che è possibile seguire tutti gli eventi, tutte le sessioni del festival sui social. Se ci sono, rispetto alla bella esperienza che abbiamo sentito, domande, abbiamo ancora qualche minuto. Sì, grazie di quello che avete raccontato, interessantissimo. Come avete fatto interagire il lavoro di conoscenza, di formazione dei ragazzi con i contenuti disciplinari, condividendo il problema che dicevate adesso di rompere con schemi diciamo già consolidati, ma dal punto di vista proprio dei contenuti c'è stato un... Sì, come nella formazione del FAI e tra di voi come avete lavorato? Niente, semplicemente abbiamo fatto prima il momento di formazione, il consiglio di classe ovviamente era informato, si è potuto documentare e poi loro hanno fatto una presentazione ad alcuni professori, non è stato possibile che ci fossimo tutti. Poi sulla seconda fase loro hanno lavorato davvero molto in autonomia e sono state seguite da alcuni docenti, non solo noi due. Sì, esattamente così. Cioè, nella prima fase loro avevano a disposizione dei contenuti e quindi chiaramente qui c'è stato l'aspetto di approfondimento, di conoscenza, no? Di apprendimento. I contenuti erano, diciamo, del FAI, no? Quindi erano presenti nella piattaforma del FAI, quindi erano già autorevoli, selezionati, eccetera. Sulla base di quelli, loro hanno fatto le loro presentazioni, ma hanno magari anche chiesto ai docenti, quindi noi appunto abbiamo risposto alle loro richieste, abbiamo approfondito assieme, perché poi è diventato un ambiente di apprendimento, perché molte cose che loro ci hanno detto magari noi non le sapevamo, che ne so, l'importanza del suolo, l'importanza, cosa sono le acque grigie, nere, abbiamo discusso a lungo, sono magari cose molto semplici, però magari non ci abbiamo fatto mai caso nemmeno noi, no? Quindi abbiamo un po' imparato assieme. Su quello magari loro magari hanno consultato altre fonti, quindi hanno potuto confrontarle con quelle autorevoli che avevano all'inizio, quindi anche spirito critico, il senso, no, di la possibilità di vagliare. E quelli erano i contenuti che hanno appreso. Poi li hanno usati, diciamo, no, per progettare, per lavorare, e li hanno applicati alla loro proposta di valorizzazione, in questo modo. Comunque,
Buongiorno, sono la dirigente di questa scuola. Per rispondere al collega, forse che intendeva forse anche come hanno interagito con i contenuti disciplinari, diciamo, delle altre materie, e noi abbiamo potuto fare esperienza sulla base di quello che si era detto prima dell'area di progetto. Abbiamo questo, fa parte delle indicazioni della nostra provincia, quindi noi siamo tenuti a far lavorare i ragazzi circa una settimana all'anno in maniera laboratoriale per produrre qualche cosa. E questo è uno di quei casi virtuosi in cui l'innovazione scolastica prende avvio da qualcosa di già molto vecchio, perché quest'area di progetto c'è di almeno 20 anni e quindi i docenti sono abituati a interagire fra di loro e a mettere assieme le conoscenze delle diverse discipline per far creare ai ragazzi questo oggetto. L'avvento dell'educazione civica ha dato ulteriore impulso, quindi un'altra cosa vecchissima perché viene dalla scuola di quando io ero alta così, e è riuscita a creare davvero qualche cosa di nuovo. I ragazzi sono riusciti a fare questo prodotto che ha vinto appunto il premio nazionale. Grazie, purtroppo dobbiamo andare alla conclusione. Aggiungere solo un'informazione per le scuole, che appunto il progetto è online ed è gratuito, basta andare appunto sulla pagina del Fai Scuola ed è rivolto alle scuole, ripeto, di ogni ordine e grado. Non è necessario iscriversi al Fai. Noi avevamo iscritto, la scuola aveva iscritto questa classe, però in realtà è rivolta a tutti. Ecco. Grazie. Grazie al Liceo di Bolzano. Solo un breve commento prima di passare alla seconda esperienza, perché si è trattato veramente di un modo innovativo e coerente di applicare le indicazioni nazionali, di utilizzare gli spazi dell'autonomia scolastica e di mettere in campo le competenze trasversali di cittadinanza, come abbiamo sentito, dalla cooperazione alla progettazione, alla comunicazione. Poi bello anche che ci sia stato il contatto con l'amministrazione comunale in un bel approccio di cittadinanza attiva. Grazie. Passiamo alla Lombardia. La seconda esperienza è quella dell'Ipsia Majorana, sede di Melzo, coach in classe, dal campo in erba a quello in aula, passando attraverso la palestra. Lo presentano gli insegnanti. Ecco, vi inviterei per dare maggiore efficacia comunicativa a esporre, se potete, in piedi il vostro progetto. Buongiorno, Laura, faccio una piccola presentazione io. Sono Alex Geddo, faccio l'avvocato, civilista a Milano, faccio l'allenatore di rugby, sono stato un giocatore di rugby da quando ero ragazzo e ho sempre praticato questo sport che mi ha fatto davvero innamorare e cercare poi di trasmetterlo agli altri ragazzi. Questa è un po' l'idea di introdurre un allenatore in una classe. Lascio la parola a Laura, che così introduce la presentazione. Allora, buongiorno, io sono Laura Montalbetti, insegno scienze motorie, sono un ex atleta come lui degli anni '80 naturalmente. Ho vissuto lo sport sia nel clima americano sia in Italia e quello che ci accomuna è l'aggregazione che lo sport porta e la crescita che lo sport serve per i futuri cittadini. Noi abbiamo scelto questo titolo perché dà l'esperienza dello sport, scusate ma ho sbagliato dall'esperienza dello sport, quindi dal campo in erba, io passo all'aula, però quello che collega è la palestra. In realtà al professionale, ma possiamo poi allargarlo in tutti gli ordini di scuola, attraverso la palestra, che è come un microcosmo, noi, e quindi come un'interrelazione di persone e una sperimentazione del collegamento con gli altri e dell'accettazione dell'altro e di se stessi, noi poi lo trasformiamo, lo portiamo nell'aula e
successivamente in quello che è la vita del futuro. In realtà noi, i protagonisti della nostra scuola, ma della scuola in generale, sono convinta, sono le persone, e le persone intendiamo per prima i nostri studenti, perché fanno la scuola, e i docenti. Non sono solo i docenti, perché gli studenti sono quelli che costruiscono la nostra scuola e gli studenti sono quelli che poi rappresenteranno i cittadini di domani. Per cui noi da 20 anni collaboriamo col territorio, molto allargato, perché noi siamo una scuola di provincia, per cui lavoriamo con più amministrazioni comunali, perché abbiamo più problematiche sia per inclusione, sia per soggetti con difficoltà, sia per soggetti che magari hanno delle difficoltà sia sociali, ma anche di inserirsi nel territorio, di capire chi sono. E l'unico nostro obiettivo è quello di formare dei cittadini, perché rispetto magari al liceo noi abbiamo dei ragazzi che entrano bambini a 14 anni e escono a 19 anni che già devono affrontare il mondo, quindi noi in 5 anni dobbiamo dargli delle competenze che poi, delle capacità di vivere nel mondo, ma partendo da loro stessi. E in questo secondo me le scienze motorie sono, diciamo, il top, ma nel professionale, con la crescita delle UDA, ha permesso a insegnanti di scienze motorie di collaborare ancora di più con insegnanti italiano, diritto, religione, che fanno in modo che gli studenti capiscono che la scuola è un'aggregazione di persone che lavorano in sinergia per loro. Nel momento in cui lo studente capisce che c'è questa sinergia, questa accettazione, allora, nonostante magari delle difficoltà, riescono a vivere la scuola. Vivendo la scuola, riescono magari a superare delle difficoltà che sono tantissime, e lo sapete, chi vive la scuola lo sa quante difficoltà abbiamo, ed è per questo che è nato insieme all'amministrazione comunale di Melzo, insieme ad Ales, il progetto Coach di Classe, che non è chissà che cosa, ma parte proprio da questo concetto che noi abbiamo come protagonisti i ragazzi e ci pensiamo a loro. Nel momento in cui siamo entrati l'anno scorso, che abbiamo avuto una prima molto problematica con 30 alunni, di cui almeno 15, ognuno con le sue problematiche, noi ci siamo incontrati, abbiamo coinvolto Alex per fare questo progetto che si inseriva dentro un'UDA e quindi coinvolgesse anche altri tipi di materie, ok? Quindi noi l'abbiamo inserito in un progetto immediatamente, perché il nostro obiettivo era quello di tenerci questi alunni il più possibile, ok? E quindi come mezzo abbiamo usato il rugby, che poi Ale vi spiegherà, ma è uno sport che si presta tantissimo a quello che è il nostro obiettivo, e gli attori sono stati gli studenti e i docenti, e molti docenti delle materie curricolari in aula sono venuti in palestra, perché cari docenti, se voi vedete i vostri studenti in palestra, capite tante dinamiche relazionali che non vedete in aula. Ah, ma io guardi niente, perché quello che vedi, che loro sperimentano nello spogliatoio, quello che loro sperimentano in palestra, ti dice di più di chi sono i tuoi alunni. E allora tu avrai un approccio diverso con quell'alunno e allora lo porterai ancora di più verso di te, lo motiverai ancora di più, perché la parola chiave è quella di motivare i nostri alunni, di migliorare e migliorarsi, di porsi degli obiettivi, ma non chissà che cosa, ma di imparare a fare un passo alla volta, di imparare a raggiungere la prima meta, ma poi ce n'è un'altra, che è un po' quella che è la filosofia di vita, perché la scuola è una palestra di vita, e già palestra ti dice che una volta che tu accetti te stesso, accetti il tuo corpo, accetti gli altri, nello spogliatoio che è piccolo, lo accetti in palestra e non denigri chi c'è, vuol dire che tu hai già capito tutto. E quindi col nostro progetto noi siamo andati a lavorare su una serie di piccoli obiettivi che sembrano quasi scontati, ma noi abbiamo visto giorno per giorno, pezzo per pezzo, migliorare i nostri alunni nella cooperazione, nell'imparare a passare la palla all'alto, che sembra una cretinata, ma in realtà
se io voglio essere il primo, io vado direttamente e poi dopo mi bloccano, e quindi ho fiducia nell'altro perché lo passo indietro, allora vuol dire che io, se passo indietro, ma questo mi serve per andare avanti, vuol dire che a volte devo fare un passo indietro per migliorarmi. E sembra una stupidaggine, ma quando i miei alunni arrivano dopo il diploma con le loro problematiche, questi concetti gli servono per andare avanti. Perché se noi guardiamo i nostri studenti, loro sanno già fare, ma il problema è che devono avere, tra virgolette, l'umiltà di dire, vabbè, ma diamoci un po', lavoriamo insieme. Perché il problema della scuola italiana è quello che non si lavora insieme. Ci sono tante piccole unità, mentre invece noi siamo partiti da un puzzle e abbiamo messo tutti i nostri pezzettini, perché per farlo tutto ci vogliono tutti quei pezzettini lì. E se quei pezzettini lì non lavorano insieme, non raggiungiamo l'obiettivo, e cioè portare tutti a diventare dei cittadini. E quindi noi abbiamo lavorato attraverso un'autocritica di quello che loro facevano, ma non dandogli in bocca la soluzione, ma dicendo, ok, cosa è successo? Secondo voi? Ma spot, perché voi sapete che il livello di attenzione dei nostri studenti è molto poco. Spot, quindi azione e un attimo di riflessione, azione e un attimo di riflessione. Perché lo vediamo, se i ragazzi non si sentono presi, dormono. E sembra che stiano ascoltando, ma in realtà i nostri studenti, i nostri giovani chiedono di essere protagonisti, perché hanno tante piccole competenze, hanno tante capacità che devono essere valorizzate. Anche le colleghe prima. Loro da informatico, non è che io so declinare tutta la traduzione in latino, Platone, eccetera, sono bravo, non è proprio così. Perché poi un domani escono dalla quinta, molti non sanno cosa fare perché sono state catechizzate, sono stati incanalati. Invece devi, ok, faccio questo, cosa posso fare col latino? Posso fare magari, non so, faccio la presentazione in semilatino. Quella presentazione lì poteva essere fatta con una piccola frase in latino, allora io la applico. Quindi è quello di utilizzare le conoscenze, non buttare via quello che esiste, ma innovando, tenendo presente quello che loro dicono, quello che la nuova generazione ci deve dire, e questo comporta che dobbiamo noi continuamente innovarci e sentire e provare a dare qualcosa di diverso, anche partendo dalle cose semplici. Noi siamo partiti dalla palestra. Avevamo quella realtà e lo stiamo allargando anche a altri ordini di scuola. E a quel punto lì quest'anno nell'accoglienza già faremo tutto un percorso partendo dal coach di classe. Ti do la parola. Un attimo il microfono. Sì? Vorrei chiedervi due cose. Aspetta. Intanto l'altra cosa. No, di questo devo farlo senza. L'altra cosa, vi chiedo di incrociare le braccia. Provate a farlo. Adesso fatelo al contrario. Come viene? Male? Qualcuno no, riesce, altri no, però la maggior parte è un po' scomodo. Questo mi serve per attaccarmi un po' al discorso della metodologia. Ho sentito un po' parlare. Qual è il metodo? Com'è che facciamo a insegnare? Beh, io non sono un insegnante, ovviamente. A scuola insegno rugby. Cioè, il mio obiettivo è far sì che dei ragazzi che non sanno fare qualcosa, alla fine dell'anno o del ciclo di formazione del ragazzo, sappiano fare qualcosa bene, abbastanza bene, bene in funzione delle loro capacità. Questo è l'approccio che abbiamo nel mondo del rugby con la formazione dei giocatori. La formazione di un giocatore inizia dai 4 anni e arriva fino ai 19 anni. Quindi abbiamo un sacco di tempo per lavorare. E all'interno di questo tempo noi dobbiamo sviluppare un metodo di lavoro che ci permetta di raggiungere l'obiettivo che ha l'allenatore, quello di formare i giocatori, non di vincere. Chi dice che vuole vincere come allenatore è l'allenatore che va al bar e dice che ha vinto al posto dei ragazzi. L'obiettivo dei ragazzi deve essere vincere attraverso i mezzi leciti che permette lo sport e attraverso quello che è l'impegno
durante gli allenamenti, quando non si ha voglia, quando piove, questo per gli sport all'aperto. E formare. Allora, qual è il principio metodologico straordinariamente innovativo, perché è di Socrate, quindi non è proprio una cosa recente? È l'arte di fare domande. È importante fare domande perché le domande possono essere anche molto potenti. Una delle domande che mi ha avvicinato alla classe, perché ovviamente vedono una persona adulta che viene da fuori, uno anche alto, grosso, gioca a rugby, un po' di timore, spero che conosciate tutti il rugby, ecco. Sono un gap culturale che va, insomma, colmato rapidamente, insomma, con 6 nazioni, insomma, ecco. Dopo facciamo una mischia tutti assieme. La domanda potente è stata: come stai? Cioè, sembra incredibile, però entrare in una classe e chiedere al primo come stai ha abbassato le barriere, cioè quella distanza che c'è sempre tra il docente e il discente. Quella distanza che non vuol dire, come ho sentito ieri, mi è piaciuto moltissimo, diventare amici. Non siamo amici, abbiamo ruoli diversi, però possiamo lavorare per un obiettivo comune. Il metodo, quindi l'arte di fare domande, è attraverso la consapevolezza che raggiunge l'individuo nel dare la risposta corretta. Quindi è un processo molto difficile e anche molto lungo. Però, abbiamo detto prima, sia nel rugby che nell'ambito formativo scolastico abbiamo tanto tempo perché li accompagniamo per molto tempo. Poi abbiamo utilizzato, proprio riferimento allo sport, no, ma si vede, guarda, i principi di questo sport. Il metodo di prima si può applicare al di là del rugby, cioè a tutti gli sport di situazione, cioè tutti gli sport che prevedono una decisione in funzione di quello che ho davanti. È la differenza che c'è fra tattica e strategia. La strategia è quella che io cerco di stabilire prima di andare in campo. La tattica invece è l'adattamento alla situazione contingente. Esistono dei principi nel gioco del rugby e sono 3, sono 2 e uno che ripete gli altri. Il primo, se devo andare a fare la meta, al di là di guardare lì cosa c'è scritto, non guardate, cosa dovrò fare se ho la palla qua e andare a fare la meta? Cosa dovrò fare? Per prima cosa, straordinaria. E quindi andare, e quindi avanzare. Da solo, no, per fortuna gioco con altre persone. Quindi gli altri, mentre io avanzo, cosa dovranno fare? Dovranno cercare di darmi una mano e quindi di sostenermi. E quando faccio il passaggio, l'altro avanzerà, io dovrò dare il sostegno. Quindi continuiamo ad avanzare e a sostenere. Questi sono i 3 principi del gioco: avanzare, sostenere e continuare. Ci ha messo un quarto d'ora a impararli per fargli di ripetere, però dopo li utilizzavano. Una volta che li hanno capiti, ogni volta che avevano la palla, sì, all'inizio pensano al basket, pensano al calcio, per cui si fermano, cercano il giocatore smarcato, ma poi quando hanno interiorizzato i concetti, poi li hanno utilizzati. Li hanno utilizzati e pian pianino ci siamo avvicinati a un embrione di gioco. Noi non abbiamo utilizzato il rugby, ovviamente in palestra, nelle classi dove ci sono maschi e femmine non si può fare uno sport di contatto vero e proprio, quindi abbiamo utilizzato il flag rugby, praticamente quello che si giocava a bandiera, non so, una cintura col velcro con 2 fettuccine, come le chiamavano i ragazzi, attaccate. Una volta che veniva strappata la fettuccina, il ragazzo si doveva fermare o la ragazza si doveva fermare. Dicevo dei principi. I primi 3, avanzare, sostenere e continuare. Poi ce n'è un altro, e questo è caratteristico del rugby, perché non riguarda lo sport in sé, quello che faccio in campo fisicamente, perché avanzo è un'azione, sostengo è un'azione. Ma c'è un altro principio che si chiama principio di utilità. Ed è un principio potentissimo, perché i ragazzi, quando sono in campo, e le ragazze, si devono domandare dove sono in campo, cosa faccio in campo e come lo faccio. Cioè,
la qualità che metto nell'esecuzione dell'obiettivo che devo raggiungere. E queste domande si devono fare contemporaneamente. Se tutta la squadra ragiona in questo modo, tutti in campo si rendono utili. Se noi trasferiamo questo concetto al concetto di classe, e quindi non alla somma dei singoli individui, l'obiettivo, e arriviamo all'obiettivo che avevamo noi, era di lavorare su questo concetto, e cioè che la classe non è un gruppo di alunni, non è un gruppo di persone, cioè le persone che aspettano l'autobus sono un gruppo di persone, ma la classe, la squadra è una cosa diversa. Non è la somma dei singoli individui, ma è la somma dei singoli individui più un pezzetto, che è il pezzetto che magari fa arrivare a 6 quello che è 5, che permette attraverso il sostegno di dare una mano al mio compagno, che permette attraverso il sostegno di aiutare ad avanzare tutti assieme. E in questo gruppo non ci sono solo gli alunni, ci sono gli insegnanti, ci sono tutte le persone che gravitano all'interno della scuola, tutti fanno parte di questa squadra. L'idea era cercare, noi ovviamente ci siamo fermati alla classe, ma era di coinvolgere tutti gli attori, tutte le persone che partecipano, perché tutte influenzano il sistema. Nessuno si può tirar fuori, nessuno è satellite. L'ultimo principio, che è quello che però ho fatto con voi, ho cercato di fare con voi banalmente con 2 giochini all'inizio, è un'altra frase, anche questa molto recente perché di Confucio, coinvolgimi e comprendo. Voi è così, adesso non è che voglio, come dire, sminuire, però il 70% delle cose che ho detto voi ve le dimenticherete, perché è così, così ragiona la nostra mente. Purtroppo siamo fatti così. Se io vi dico non pensate all'elefante giallo, tutti pensano all'elefante giallo. Quindi la nostra mente funziona così. Il 70% è andato perso. Vi ricorderete magari il giochino, vi ricorderete, non so, forse io che sono 1,90 m, 120 kg, e che magari facciamo un po' di differenza, pur giocando nella stessa squadra, e quindi cerco di lasciarvi qualcosa. Okay? Questa è un po', come dire, un po' l'idea che ci ha condotto e ci ha così dato il là a cercare di, come fa un allenatore, cercare di tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. È facile, non so se conoscete gli All Blacks, ok? Adesso io non dico di essere in grado di allenare gli All Blacks, però è molto più facile allenare gli All Blacks che allenare una squadra in un carcere. Però io ho fatto quello degli All Blacks, no, però ho allenato una squadra che ha vinto un campionato e ho allenato una squadra in carcere, perché le dinamiche sono le medesime all'interno del gruppo, non cambiano. Sentivo spesso sociale, questo sociale spesso ha un connotato negativo come parola. Provate a riflettere, l'assistente sociale è un problema sociale. Però l'accezione non è questa, sociale è la società, l'insieme delle persone, per cui non dobbiamo connotarlo negativamente. Sì, l'ultima parte, vabbè, intanto abbiamo scelto il rugby perché è uno degli sport più belli del mondo, quindi vabbè, fatevene una ragione, è bello così, insomma. Però ho scelto questa frase che secondo me è abbastanza caratteristica, nel senso che la squadra è composta da 15 persone, 14 lavorano per lasciare mezzo metro di campo al 15° per segnare una meta. Ci sono dei termini che sono molto intuitivi, anche con i ragazzi. Meta non è che bisogna spiegarglielo, cioè lì bisogna arrivare, non è che ci sono tanti giri. Per cui alcuni termini vengono bene. Sostenere è un termine che, continuandolo a ripetere, entra e lo fanno loro e iniziano a comportarsi per sostenere. Finisco per poi lasciare le domande. Una cosa che a me, ovviamente come tutte queste esperienze, lasciano molto più dentro di me che penso io di aver influenzato i ragazzi. Però ho fatto vedere la danza di guerra dei Maori.
voi la pensate a questi uomini molto grandi, grossi, forti, tutti neri, che fanno questa danza di guerra. Bene, io ne ho fatta vedere una dove la facevano le donne neozelandesi, perché anche loro fanno la danza di guerra. E l'impatto che ha avuto su alcune ragazze musulmane è stato potentissimo. Cioè, la domanda, ma anche noi possiamo fare così? Per me è stato un ritorno molto molto importante, perché vuol dire che forse ho smosso qualcosa. Grazie. Volevo collegarmi lì al discorso che noi abbiamo parlato di gruppo di persone. Io entro in prima in accoglienza e dico 3 cose. La classe crea, la classe cresce, la classe distrugge. Ho detto, voi dovete scegliere cosa fare come classe. Noi abbiamo tante etnie dentro le nostre classi, tante realtà che devono conoscersi lì, perché vivono 7 ore lì, magari sono in paesi diversi. E quindi il nostro obiettivo è che quel gruppo, quei pezzettini del puzzle costruiscono il nostro quadro, perché altrimenti noi falliamo. E quindi questo discorso, tutto il discorso che abbiamo fatto con il coach di classe si sposa con questo, ma io lo ribalto, il coach di classe andrebbe anche rivolto ai docenti. Voi se avete un lago, un fiume vicino, portate il vostro, lei che è dirigente, i vostri docenti a fare il Dragon Boat. Se non si rema insieme non si va avanti. E questo concetto è fondamentale nella classe. Io non sono il docente, io sono un moderatore nella crescita dei miei studenti e cerco e mi emoziono nel momento in cui loro crescono. Non se sanno tutte le ossa del corpo umano, anche quello mi interessa, però se vedo che loro nell'anno hanno avuto una maturazione. Basta. Sì. Va bene, se avete domande, scusate, ma quando parlo mi... Prego. Io sono del Galileo Galilei di Bolzano, la dirigente Burzacca. Nella nostra scuola quest'anno inizieremo un progetto sul rugby, proprio a partire da situazioni di difficoltà, di disagio che abbiamo potuto constatare. E la mia domanda è questa: come avete coinvolto i docenti dei consigli di classe? Prima accennava al fatto che hanno partecipato a delle attività in palestra, perché appunto pensavo è necessario che ci sia una condivisione di quelli che sono gli obiettivi nella proposta di questo progetto. Il nostro sarebbe un po' diverso, lo presenteremo a tutte le prime con un'attività proprio all'inizio dell'anno, però insomma magari avremo modo di confrontarci. Grazie. Sì, salve, sono Giovanna Tarantino, volevo chiederle come avete inserito in ambito organizzativo questo tipo di progetto, se è riferito, se è un progetto di istituto, se è un progetto di accoglienza o per le singole classi o diventa area di progetto. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'anno scorso l'abbiamo inserito in questa classe, l'abbiamo inserito nell'UDA e quindi il primo consiglio di classe, ma in realtà noi nella nostra scuola funzioniamo anche col WhatsApp, quindi una volta che io l'ho presentato al preside ho coinvolto tutti i docenti e quelli che mi interessavano principalmente nell'area umanistica, ma indirettamente anche quelli delle altre materie, perché poi c'era tutto un risvolto di dialogo con i colleghi per sapere come si comportavano in classe i ragazzi, ok? Quindi la rete è proprio quella di sapere se c'è un riscontro, ok? Quindi io l'ho inserito nell'UDA. Avevamo un'UDA legata all'accoglienza, conoscenza dell'istituto, del regolamento, ci abbiamo messo anche il coach di classe coinvolgendo le materie, quindi c'è stata una parte in aula e una parte in palestra e c'è stata una parte di accoglienza dei docenti che hanno regalato delle ore per venire nel mio ore di scienze motorie a vedere come lavoravano i ragazzi. Quindi per quanto per rispondere alla collega, in base alla scuola che è, se l'UCO fa un progetto, nel progetto di accoglienza mette quante ore vuol fare nell'accoglienza,
e in base o adatta l'orario. Per esempio io nella mia accoglienza la prima settimana, siccome faccio l'orario e l'accoglienza parto dalla palestra, io sono in palestra con le prime, la mia scuola non è tanto grande e quindi adatto l'orario nella prima settimana perché io voglio fare una certe cose e coinvolgo i vari docenti che mi sembra che siano più aperti, perché il problema è anche questo qua, perché l'accoglienza non è faccio la lezione e dico cosa normativa, no, l'accoglienza è io ti prendo, tu sei una persona, tu sei importante e ci devono essere persone che sappiano motivare, abbiano lavorato, abbiano questo concetto del team. Mi dispiace dirlo così, però il concetto del team si sviluppa solo se tu hai avuto un'esperienza di squadra forte. Io quando sono andata in America nel 1979 sapevo dire solo what's your name, ho pianto, state lì 2 mesi, però il concetto di squadra che ho visto lì, c'ho ancora i brividi adesso, sono partita con le gare e tutte le squadre avevano un inno. Non è faccio il cartellino, non è quello. Se io sento parte di un gruppo, io creo qualcosa e per quel gruppo io do tutto. E allora io che sono coordinatore nel mio consiglio di classe, i miei docenti, mi dispiace dire i miei docenti, però i docenti che collaborano con me, di tutto, noi sentiamo anche a mezzanotte l'una per quel ragazzo lì. E quel team lì ha funzionato, anche docenti precari, non importanza se sei di ruolo precario, tu sei un docente. E il tuo obiettivo è far crescere quella classe lì. Nel momento in cui io so chi sei, vedo cosa mi puoi dare. Non è che vado e esagero, ma nel momento in cui, adesso me ne vado, scusate, io cerco di coinvolgerti. Grazie. Scusate. Grazie anche per la presentazione molto atletica dei 2 docenti, del docente e del coach. Hanno sottolineato parole chiave molto importanti: dare motivazioni, formare dei cittadini, procedere passo per passo, che poi è l'applicazione del principio di zone di apprendimento prossimale di Vygotsky, e il rugby effettivamente è un grandissimo strumento per raggiungere obiettivi educativi fondamentali. L'ho provato sulla mia pelle alcuni anni fa, per diversi anni abbiamo introdotto il rugby a scuola esattamente secondo questi principi, e per dimostrare quanto possa portare lontano il rugby, quell'anno siamo andati in Nuova Zelanda, in uno dei college da cui erano usciti molti All Blacks, e fare l'H, tu hai parlato dell'impatto sulle ragazze musulmane, è veramente qualcosa di potentissimo. Grazie ancora. La terza scuola, poi faremo una breve pausa, è il Liceo Scientifico Morgagni, siamo nel Lazio, la scuola delle relazioni e delle responsabilità. Se anche voi potete farlo in piedi, vedete che è più atletico. Buongiorno a tutti, noi siamo del Liceo Scientifico Morgagni di Roma. Il liceo è una scuola, diciamo, di lunga storia, è uno dei licei più centrali anche della città di Roma e ha un unico indirizzo, cioè il liceo scientifico tradizionale. Ci sono state in passato anche la sperimentazione del piano nazionale di informatica, ma attualmente abbiamo il liceo scientifico tradizionale e la sezione Cambridge e la nostra, un'altra sezione che è appunto quella di cui parleremo stamattina. Il progetto è nato nel 2015 e la cosa particolare è stata l'iniziativa di introdurre all'interno di una struttura tradizionale una classe che avesse delle caratteristiche differenti all'interno però di un curriculum che comunque rimane quello condiviso da tutti. La sezione è diventata poi nel tempo una intera sezione dedicata a questo progetto, che ha raggiunto quindi il 7° anno di sperimentazione. Potremmo dire che non dovremmo più chiamarla sperimentazione perché fa parte del curriculum d'istituto. E nasce da un gruppo di docenti che si sono interrogati su alcuni temi, di cui poi vi parlerà più
precisamente il collega, che sono i temi della motivazione, del lavoro di team, del lavoro in gruppo, sia dal punto di vista del gruppo dei docenti che dal punto di vista del gruppo degli studenti, e sul problema delle metodologie didattiche e soprattutto sul tema della valutazione. Quindi questa sezione attualmente ha collegamenti, è monitorata anche dall'Istituto di Pedagogia Sperimentale dell'Università La Sapienza, ed è una sezione che viene inserita all'atto di iscrizione, quindi le famiglie possono chiedere, compatibilmente col fatto che si tratta ancora di un'unica sezione, di essere inserite in questo gruppo, in questo percorso. L'idea di partenza è stata quella di interrogarci sul tema della motivazione, sul benessere scolastico e il benessere cognitivo, e provare a introdurre in un curriculum che è comunque un curriculum tradizionale e naturalmente nel liceo scientifico anche abbastanza rigido, metodologie didattiche e soprattutto metodologie di valutazione che noi stiamo cercando di sperimentare e vedere se producono un migliore successo formativo. E quindi, diciamo, nella vulgata del quartiere o della scuola, noi siamo la sezione senza voti. Passo la parola al collega che vi darà maggiori dettagli su tutto il nostro progetto. Grazie. Allora, vi sto mandando qualche slide. Come faccio ad andare avanti con le slide col telecomandino? No, aspetta. Ok, allora poi già andare avanti. Siamo tanti i docenti coinvolti del liceo, nel senso che ormai c'è una sezione intera appunto che lavora così, quindi c'è il 20% di docenti della scuola assolutamente. Alcuni siamo solo nella sezione G, diciamo, solo in questa sezione, altri naturalmente stanno un po' di qua, un po' di là. Questo è quello che nella storia ci hanno riconosciuto, nel senso che è da un po' che andiamo avanti. Il progetto è nato anche guardando un po' la Finlandia. In Finlandia non si usano i voti fino ai 16 anni e quindi una delle cose che è stata fatta, abbiamo avuto degli incontri con i docenti finlandesi fino a prima del Covid, sono venuti a trovarci tutti gli anni e avevamo degli scambi sulle modalità di insegnamento. Abbiamo la Sapienza che ci segue, c'è la facoltà di pedagogia e la facoltà di psicologia, ci seguono in qualche modo, ci aiutano. E addirittura nella facoltà di pedagogia c'è una materia del primo anno, pedagogia sperimentale, il cui laboratorio è incentrato su di noi, cioè i ragazzi studiano quello che facciamo. E vabbè, poi altre cosette, andiamo avanti. Vabbè, siamo partiti, puoi andare veloce su questo, solo perché c'è sorto un dubbio a un certo punto. Vabbè, questo è un po' quello che noi vedevamo, succedeva spesso intorno a noi. I ragazzi che avvertono tanta noia durante le ore di scuola, fanno tanta fatica e questo gli fa percepire un senso di insuccesso, di insoddisfazione di quello che fanno. Altri invece hanno tanta ansia rispetto ai giudizi, si sentono giudicati giorno per giorno, valutati. Pensiamo al fatto che i ragazzini vanno a scuola e la loro testa, il loro cervello non è concentrato sul fatto vado ad apprendere, ma è concentrato sul fatto vado a farmi giudicare. Mi interrogano in questa materia, devo fare il compito di quest'altra materia, la professoressa mi guarda e mi fa una domanda e io devo essere pronto, eccetera. Avere il cervello settato non sull'apprendimento ma sulla paura del giudizio vuol dire che già non li predisponiamo a un apprendimento adeguato. Proviamo ad andare. Ok, qui vediamo solo il modello tradizionale che conosciamo tutti benissimo, la centralità dell'insegnante, la lezione spesso frontale, eccetera, e molto studio a casa. Okay? Noi siamo la scuola europea sicuramente e tra le scuole del mondo in cui si studia di più a casa, si passano più ore sui libri scolastici, tra scuola e casa passiamo tanto tempo. Okay? Allora ci siamo domandati, abbiamo conosciuto pure la professoressa Lucangeli che ci ha illuminato su alcune cose,
ci siamo domandati cosa potremmo fare per poter cercare di rovesciare questa situazione. In molte cose ci siamo sentiti vicini ai rugbisti che ci hanno illustrato le cose prima. Provo ad andare avanti. Ok, questa è una delle cose che i pedagogisti ci dicono appunto non da ieri, ma da secoli e secoli. Ok, l'apprendimento tra pari è sempre più efficace. Noi siamo bravissimi rispetto ai ragazzi, ma noi diciamo le cose e le facciamo arrivare dall'alto verso il basso e ai ragazzi arrivano in un certo modo per cui non arrivano in maniera diretta. Quando se le dicono tra di loro, magari le dicono un po' peggio, però se le sanno dire e soprattutto se le fanno arrivare meglio. E allora abbiamo puntato molto sull'insegnamento tra pari. Abbiamo cercato di evitare il tipo di apprendimento mnemonico e abbiamo cercato di creare un ambiente sereno, perché appunto se i ragazzi sono sereni apprendono meglio. La Lucangeli, che appunto è vice rettore, come sapete, qui a Padova, ed è una delle luminari in Italia e nel mondo sugli aspetti neurologici dell'apprendimento, ok? Ci diceva che l'apprendimento in serenità è un apprendimento efficace e duraturo, dura nel tempo, mentre l'apprendimento fatto con l'ansia, col timore, è di breve durata e di breve efficacia. Fra l'altro, una delle cose meravigliose che ci ha detto è che i ragazzi che noi reputiamo quelli menefreghisti rispetto alla scuola, quelli che imparano per l'interrogazione e poi se si disinteressano e si dimenticano tutto, sono quelli che si salvano. Perché l'ansia che la scuola italiana purtroppo mediamente dà ai ragazzi è troppo elevata, è la più alta in Europa. Ci ha fatto vedere le curve dell'ansia, in Italia siamo al massimo dell'ansia, dei livelli di ansia in età scolastica e poi regrediamo in età lavorativa, cosa che invece nel resto d'Europa non avviene, avviene il contrario. E quando ci ha detto i ragazzi devono rimuovere l'ansia generata dalle interrogazioni, dalle prestazioni, eccetera, la possono rimuovere solo se rimuovono le conoscenze che hanno generato quell'ansia e l'atto che ha generato quell'ansia. Questo sono i nostri amici del rugby, è il cono dell'apprendimento di Edgar Day, che vedete molto attivo, abbiamo il 90% di riusciamo ad apprendere e imparare al 90% quello che diciamo e facciamo, cioè quando siamo protagonisti. Man mano che invece saliamo verso il leggere e ascoltare, la percentuale diminuisce. Questo è quanto ci rimane a distanza di un mesetto da quello che abbiamo fatto. E allora per questo noi, che ora arriviamo al punto, abbiamo tolto i voti dalla scuola e dobbiamo motivare i ragazzi in un altro modo, dobbiamo cercare di farli apprendere non in dipendenza del voto, cerchiamo di renderli molto attivi in classe. Essere molto attivi in classe vuol dire che si apprende bene in classe e poi possiamo perfino cercare di dare meno compiti a casa. Sul modello finlandese, fatemi dire una battuta, c'è un film di Roger Moore dove lui va a intervistare il ministro finlandese e gli dice: come mai fino a qualche anno fa eravamo tutti, Stati Uniti e Finlandia, agli ultimi posti delle graduatorie mondiali dell'apprendimento delle scuole, e voi adesso state in alto, noi Stati Uniti siamo rimasti lì? E il ministro comincia a pensare, il ministro finlandese dice: beh, la prima cosa forse che mi viene in mente, la più importante per cui noi siamo migliorati, è che non diamo più i compiti a casa. Ok? Per noi insegnanti italiani non dare i compiti a casa sembra una bestemmia. Come facciamo a farli apprendere se non gli diamo i compiti a casa? In Finlandia sono riusciti a farlo. Va bene, allora per trasformare l'apprendimento da passivo in attivo bisogna incuriosire i ragazzi, fargli percepire delle motivazioni interessanti che non sia il voto, ok? E soprattutto bisogna farli lavorare in classe, fare. Questa slide vi fa vedere semplicemente, ma poi magari se riusciamo a mandare qualche video di quello che facciamo in classe. Da noi spesso le aule prima del Covid erano sempre a ferro di cavallo, ok? Oppure isole di lavoro in questa maniera. E con il Covid ci siamo dovuti un po' attrezzare, non è stato così semplice, anche farli lavorare in gruppo come facciamo spesso, farli cooperare. E gomito a gomito non è stato facile, però insomma quella è la nostra impostazione.
Se riesci a mettere il video facilmente. Io. Salve a tutte. Vi presentiamo un paio di video che abbiamo realizzato con l'aiuto delle ragazze, dei ragazzi e anche dei genitori per mostrare un pochino come lavoriamo in classe. E in particolare vedrete in uno dei video un viaggio di istruzione che abbiamo realizzato nei primi giorni di settembre per appunto favorire le relazioni da subito tra le ragazze e i ragazzi della classe, e nel secondo video invece vedrete come si svolgono ci sono degli esempi di compiti in classe, che oltre ai compiti in classe tradizionali magari svolgiamo dei compiti in classe di gruppo, e a questo ci arriviamo negli anni, quindi loro imparano a collaborare a coppie e poi pian piano lavorano in 3 e l'obiettivo è farli lavorare in 4. E compiti in classe di gruppo, i gruppi sono omogenei per livelli, le consegne sono diverse, le valutazioni diciamo anche sono diverse, cioè nel senso il gruppo magari più debole ha un compito più facile che non permette magari di raggiungere un livello di eccellenza se non magari facendo qualcosa in più. Per il gruppo dei bravi o dei più studiosi, o non so come definirli, ci sono dei compiti in classe più stimolanti. Non so se parte il video, magari no, appunto. E allora non so che dire. È la matta di matematica e fisica che abbiamo per tenere allegri i ragazzi. Lei è fantastica, fa anche, l'hai detto, io facevo quello che fa i compiti, le prove di gruppo, l'hai detto, sì, anche le prove. Sì, non mi sono perso mentre facevo. E va bene, allora intanto vi racconto qualcos'altro che ci siamo bloccati con il coso. Di botto. Grazie per la domanda e facciamo così, andiamo avanti a domande. Chiunque voglia dire una cosa, facciamola così ci divertiamo di più. No, di botto, nel senso stavamo scoppiando un po'. Era pure una scuola dove arrivava l'ambulanza per gli attacchi di panico una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, e quindi questo già ci stava esasperando un po'. Io, se vuoi, ero in viaggio a Monaco dove c'è un museo della scienza fantastico, con una quinta, e il giorno prima di andare al museo ho detto ai ragazzi, vabbè, allora fate questo. Già io i voti li facevo molto autovalutare, ero insomma molto rilassato da quel punto di vista, i miei alunni lo sapevano, era una classe che avevo da 5 anni. Ho semplicemente detto, ragazzi, allora domani andiamo a questo museo fantastico e poi magari quando torniamo a Roma fate una relazione. E un'alunna mi ha risposto, ecco professore, mi ha rovinato la visita al museo. Okay? Allora lì scatta qualcosa, dici vabbè, ma pure io che cerco di fare l'insegnante più rilassato del mondo ho queste difficoltà. Cioè, andare a vedere un museo per il piacere di vederlo è una cosa, andare a vedere il museo per fare una relazione al prof è un'altra cosa. Okay? E allora da lì sono un po' scattati un po' di cose, e loro due per fortuna sono due meravigliosi acquisti che abbiamo fatto negli scorsi anni. Io, lei, altre 3-4 colleghe siamo partiti appunto dicendo basta, proviamo a fare qualcosa. Non mettiamo più i voti. Ho 2 domande. Uno, banalmente, tecnicamente, perché io quando alla fine dell'anno devo fare lo scrutinio, teoricamente i voti ce li devo avere, e quindi volevo capire questo aspetto. L'altro è, voi avete valutato in un qualche modo, immagino, l'apprendimento di questi ragazzi senza la valutazione tradizionale in qualche modo, no? E avete, tra virgolette, dei dati che vi dicono che effettivamente facendo così i ragazzi hanno migliorato i loro livelli di apprendimento? Cioè, è proprio una curiosità che ho. Io posso intervenire? Sì, dunque noi abbiamo sostituito, non quindi con una particolare geniale idea, ma il voto con la valutazione descrittiva e formativa. Quindi lavoriamo su giudizi che tengono conto di una serie di descrittori.
Le caratteristiche della valutazione sono, nel nostro caso, che noi lavoriamo sulla autovalutazione e sul confronto poi con la valutazione del docente. Pensiamo che questo funzioni perché è più trasparente il giudizio rispetto al voto e mette in evidenza gli aspetti critici e i punti di forza, cioè di solito i nostri giudizi sono caratterizzati dall'elemento positivo, cioè questo testo è fatto bene perché io insegno italiano e latino, quindi io spiego oppure scrivo che i punti di forza di quel testo o di quella verifica o di quel colloquio sono una serie, che i punti di criticità sono altri e che gli aspetti, le aree di miglioramento sono altri ancora. Pensiamo che quindi il giudizio sia più leggibile e soprattutto l'obiettivo è rendere consapevoli gli studenti del percorso che loro fanno, coinvolgerli nell'autovalutazione li aiuta a motivarsi e poi ancora una volta a diventare loro stessi consapevoli. Le nostre valutazioni però, come vi dicevo prima, come diceva prima anche il collega, sono inserite in un sistema rigido, quindi noi abbiamo deciso che a metà di ogni periodo, dei 2 macro periodi in cui è diviso l'anno scolastico, sì, diciamo, e un mesetto prima della fine dell'anno scolastico, noi tramutiamo quei giudizi in un voto numerico, che anche in quel caso segue delle griglie, diciamo, con dei descrittori, e poi ovviamente dobbiamo trasformare questo percorso in un voto perché lo scrutinio è con i voti, per forza. Però pensiamo che l'utilizzo poi del numero finale sia meno opaco e soprattutto sia un punto di arrivo condiviso. Ecco. Un'ultima cosa che volevo dire, poi lascio la parola. Prima i colleghi del team che hanno parlato dell'attività del rugby. Ecco, un aspetto sul quale noi molto insistiamo è l'aspetto cooperativo, che riguarda sia gli studenti sia naturalmente i docenti. Noi ci parliamo, ci incontriamo numerose volte, sia i genitori. Nel nostro caso noi facciamo consigli di classe aperti a tutti i genitori e a tutti gli studenti e poi prevediamo degli incontri, siamo un po' stati rallentati dal Covid, anche nel corso dell'anno con delle assemblee, diciamo così, in cui diciamo, esplicitiamo i percorsi didattici che vogliamo portare avanti e quindi diciamo, cerchiamo di fare un lavoro di collaborazione e di team. Sì, e su quello non siamo strutturatissimi, nel senso che le autovalutazioni, poi ce n'è una serie, però non abbiamo il tempo di vederle, se volete poi ce le scambiamo. Le autovalutazioni, come le valutazioni che facciamo noi, sono molto descrittive, usiamo delle griglie, ma poche, chi le vuole usare le usa, poi ognuno ha le sue modalità di insegnamento, naturalmente non siamo molto rigidi in quello. Siamo rigidi solo nel fatto di non usare i voti numerici. C'era pure una domanda in fondo, mi pare. Ma attualmente è un'intera sezione. Okay. L'ultima cosa diceva sui risultati dei ragazzi, gli apprendimenti dei ragazzi. Non riusciamo chiaramente a valutare gli apprendimenti in maniera oggettiva, abbiamo delle difficoltà da quel punto di vista. Quindi anche la Sapienza che ci sta seguendo, per esempio, ha fatto delle interviste a chi si è maturato, che già sono 2 classi che sono uscite, che si sono maturati, hanno cominciato con la prima classe, stanno cercando di fare un lavoro, ma non è facile stabilire gli apprendimenti. Comunque, almeno come voti, anche se poi la commissione era abbastanza interna, tranne alcune sostituzioni che abbiamo avuto, le nostre classi si sono collocate in una fascia media, diciamo, come le altre. Posso? No, quindi poi usate degli indicatori che andate poi a compilare per motivare poi quello che è la crescita. No, la mia domanda è quanto questa metodologia ha abbassato i livelli di ansia dei ragazzi e alzato il livello motivazionale, ma
parlando di un percorso di 5 anni, quanto poi sono cresciuti per elaborare queste crisi di ansia, perché se è un liceo, diciamo che il 70% andrà a fare l'università, dove tu sei un numero all'università e alla fine fai il tuo esame e hai un numero. Quindi nel percorso di 5 anni, se avete valutato questa crescita, diciamo, psicologica, motivazionale, per prepararli poi al successivo mondo, che è quello universitario, che è un mondo meritocratico, diciamo tra virgolette, e valutativo. Sì. Sì. Allora, diciamo... Dunque, noi... Vuoi rispondere tu? No. Io vorrei, sì, diciamo, dire diverse cose. La prima, comincio dalla dirigente, i nostri giudizi sono ovviamente visibili tutti sul registro di classe e abbiamo capito anche che nel corso del tempo abbiamo dovuto affinare un po' il linguaggio per rendere più esplicito possibile il livello. Quindi le parole non sono usate in modo eufemistico, cioè se parlo per esempio della correzione di italiano, se il testo prodotto è privo di coerenza, io scrivo è privo di coerenza, quindi è molto diretta la comunicazione con i genitori. Nello stesso tempo, secondo me è importante che sia chiaro per gli studenti. Quindi a volte, per esempio, a livello di metodologia, la autocorrezione del testo o la correzione collettiva mette in evidenza il problema di quella prova, di quella verifica, di quella prestazione, parola orrenda, ma insomma che comunque dobbiamo inserire nel percorso perché li dobbiamo preparare. Sì, no, certo. Scusate, Sì. scusate perché Sì, sì. abbiamo purtroppo poco tempo a certo. disposizione, No, dobbiamo volevo essere dire un sintetici, ultimo- sì. eventualmente poi la Poi, discussione può continuare anche in seguito. Lascio la parola a lui. Solo una curiosità, l'aula è settata La settiamo sempre o ogni ora viene settata? La settiamo noi, perché ok. come dicevo prima noi siamo in una situazione di rigidità, cioè noi abbiamo le aule normali, abbiamo la strumentazione normale, quindi noi spostiamo i banchi, a volte tra un'ora e l'altra li lasciamo come stanno, dipende dalle attività che facciamo. Naturalmente abbiamo citato prima la scuola finlandese, la nostra è come dire un'aspirazione perché poi non abbiamo né le strutture né il tempo scuola in realtà della sezione della scuola finlandese, cioè abbiamo diminuito i compiti a casa perché li facciamo lavorare molto in classe, però è vero anche che loro non hanno un tempo scuola lungo nella scuola superiore. Buongiorno! Oddio, eccoli qua, hai il video. E quindi nello stesso tempo abbiamo anche introdotto dei correttivi nel corso di questi 7 anni, ovviamente, proprio perché l'idea è quella di non dare l'ansia, ma anche di non dare un'immagine falsata del percorso comunque di apprendimento. Basta. Scusate, 1 minuto e mezzo se posso. Chiudiamo con col video. Si capite, i primi ragazzi che si sono maturati, quando mi hanno invitato a Verona a un convegno, ho chiesto un contributo ai ragazzi che si erano appena maturati, ci hanno mandato questo video di 2 minuti, 1 minuto e 56, possiamo mandarlo, in cui loro fanno capire meglio di come facciamo noi le cose. Buongiorno, siamo 3 ex studentesse del Liceo Morgagni di Roma, diplomate nel giugno scorso. Della scuola delle relazioni e delle responsabilità forse ve ne hanno già parlato, ma volete mettere e sentirselo raccontare da chi l'ha vissuto 5 anni? 5 anni, parla per te, io ho vissuto solo gli ultimi 3 e mi sono bastati. Guarda, questi siamo noi, a bei tempi prima del Covid. Ma ce la siamo cavata comunque, non vi crederete mica che era tutto rose e fiori, eh? Ci è voluto un po' per abituarci, però partiamo dai pro. Grazie ai lavori di gruppo, al dialogo con i professori e all'assenza di pressione scolastica, abbiamo sviluppato diverse abilità.
Ma qual è il vero problema di questa sezione? Come già sapete, il sistema scolastico italiano prevede che gli studenti vengano valutati con voti numerici. Capite bene che questa filosofia va completamente contro ai principi del metodo. I voti in pagella infatti li abbiamo sempre avuti e oltre a questi è stato necessario valutarci numericamente 2 volte all'anno per sintetizzare il percorso svolto fino a quel momento, ma ogni volta erano sempre accompagnati dai giudizi esplicativi. Tranquilli, dopo vi sarà tutto più chiaro. Arriviamo alla parte divertente. Ma chi siamo veramente agli occhi degli altri? La classe che non fa niente. Ma quante volte ce l'hanno detto? Vabbè, cosa diciamo noi? Tutta invidia. La realtà è che lavoravamo soprattutto in classe e come vedete le capacità sviluppate sono andate ben oltre la scuola. Ah, eccone un altro. Vi danno i voti come alle elementari, smile. Stelline dorate. Bravo, bravissima, ma la realtà è un'altra. Sarebbe stato facile per i professori mettere solo uno smile. Ma non mi pensate che avevamo tutti 10, Questa è Sofia. E all'università, sebbene sia trascorso poco tempo, direi che ci sentiamo a nostro agio. Anche perché le competenze trasversali che abbiamo sviluppato è ciò che all'università viene richiesto. Adesso vi lasciamo con questa nostra foto e ci auguriamo di non essere stata la classe pilota di un progetto fine a se stesso, ma dell'inizio di un grande cambiamento per il sistema scolastico italiano. Grazie per l'attenzione e un caro saluto a tutti. Grazie ancora al Liceo Morgagni. Ora faremo 5 minuti, ma proprio soltanto 5 minuti di intervallo. Grazie. Ciao, grazie.
Iniziamo. Iniziamo adesso appena tornano. Appena tornano. Il relatore. No, io sono la pressa, sto là e faccio. Parla, mi sono persa una penna, avete una penna? Assolutamente nei 25 minuti. O si mette la macchina in perché sforiamo già di un po'. No, ma manca poi manca la temporata che sarà la Se ce la fate a stare in 20 minuti è meglio. È scappato. No, sarebbe lui che deve dare l'incipit. Vabbè, facciamo. Bene, iniziamo. Allora, l'esperienza di cui vi parliamo, Heroes Card Game, è il frutto della collaborazione fra due scuole di due città diverse, molto vicine, che sono quella di Modena e quella di Carpi. La distanza è una ventina di chilometri. È un'esperienza nata principalmente tra le mura dell'istituto ex istituto d'arte, liceo artistico e professionale, servizi culturali e dello spettacolo di Modena. Poi un collega che era nostro
della nostra scuola si è spostato in un'altra scuola e tutte le sperimentazioni che stavano facendo sui temi della motivazione, dell'orientamento e dell'inclusione, il collega, che adesso arriverà, ha continuato a portare avanti il discorso anche nel suo istituto. Le due scuole sono il Fanti di Carpi, che è un liceo scientifico, e, come dicevo prima, l'Istituto Superiore Venturi di Modena, che è un liceo artistico e un professionale. E le dirigenti hanno il lavoro straordinario e di collaborazione di tutto, ovviamente di tutta la dirigenza, della dirigente Barbi dell'Istituto Fanti di Carpi e della dirigente Paolino che è qua fra noi, del Venturi. È preziosa perché in questa collaborazione fra scuole bisogna fare coincidere diciamo così, gli orari e le necessità di entrambe le scuole. L'attività è stata fatta in classe con i ragazzi di tutti e due gli istituti e diciamo è un esempio di come una esperienza nata giorno per giorno nelle aule può essere meglio strutturata e diventare uno strumento al servizio delle scuole in cui lavorano i colleghi, ma anche esportata e utilizzata nelle altre scuole in ogni ordine e grado, direi. Ecco, adesso io lascio la parola ai miei due colleghi, la professoressa Lolli del Venturi e il professor Maugeri del Fanti, e io mi metto a manovrare. Salve a tutti, sono Luca. Quello che noi stiamo proponendo è il risultato di una serie di riflessioni e azioni consecutive che ci hanno portato, a me e alla mia collega, nonché a Paola, a capire che cosa vuol dire fare un percorso di accoglienza dentro una classe. Noi eravamo partiti per fare un'accoglienza di classi prime, cioè una cosa che ormai, grazie a Dio, sta diventando uno standard a sentire i vostri report. E per tutta una serie di motivi che ormai abbiamo esplicitato tutti, perché il gruppo classe è tutto da formare, perché ci vuole questa mano tesa tra il dentro e fuori per fare sentire la centralità dello studente dentro questo nuovo orientamento, perché poi quello è. Dopo aver fatto la nostra esperienza con il nostro anno di accoglienza, è successo il Covid, come è successo a tutti, che, come dicevano ieri, effettivamente ha avuto un suo effetto stimolante su come venire più incontro a studenti che man mano si stavano allontanando pericolosamente dalla realtà scolastica, che di fatto è un po' il loro ambiente naturale, volenti o nolenti. E abbiamo iniziato a immaginare un'accoglienza allargata, cioè abbiamo detto, ma l'accoglienza è un qualcosa di puntuale che inizia il 15 settembre e finisce il 15 di ottobre, o è un atteggiamento che invece si ha nei confronti di tutti quegli studenti che ne hanno di bisogno, ok? E effettivamente abbiamo notato che le esigenze dei gruppi classe, sicuramente quelli di primo pelo più di tutti, ma anche quelli successivi, sono delle esigenze di continua ricostruzione del gruppo classe. Perché? La faccio breve. Perché fondamentalmente ogni singolo studente è portatore, soprattutto quando entra per la prima volta in una scuola, di una serie di aspettative, significati, contenuti che spesso non coincidono con quelli della scuola, cioè del docente o comunque della parte istituzionale, non coincidono neanche con quelli dei suoi compagni. E questo tende fatalmente a creare o conflitti, perché ognuno si mette in difesa rispetto a quelle che sono le proprie aspettative, oppure alla famosa formazione dei gruppetti che, per carità, non nessuno demonizza, ma bisogna far rendere conto ai ragazzi che il gruppetto è dentro un gruppo più grande di cui tutti sono pienamente membri, a pieno titolo.
soft skills, ok? Quindi ognuno individualmente fa la sua opera di immedesimazione, di immersione in uno di ma anche noi. Se io dico lei chi è, lei mi dice, non so, Mario, Giuseppe, Gabriele. Esatto. E chi è Gabriele? Ecco, già entriamo un attimo in una situazione un po' più complicata. E questo è l'inizio di un viaggio, che si fa però non da soli, cioè capire chi si è, lo si capisce con gli altri, che uno ci creda o no. E questo gioco, una volta che ognuno si è preso il proprio avatar dei supereroi che rappresenta le soft skills che crede o che vorrebbe avere, viene messo in un gruppo già predefinito. Questo sempre in collaborazione col CDC, poi spiega lei. Questo genera una novità, perché le mie abilità vengono messe insieme alle abilità di qualcun altro per riuscire ad arrivare a un obiettivo comune. L'obiettivo è sempre predefinito dalle carte, abbiamo le carte obiettivo, poi verrà detto, e l'obiettivo nostro invece qual è? L'obiettivo nostro almeno può essere riassunto in 3 punti. 1. Qualsiasi classe di appartenenza sia, dalla prima elementare ancora non mi spingo, ma ci stiamo lavorando, dalla prima media alla formazione aziendale, tu ti devi chiedere chi sei e hai diritto di ricevere un feedback da chi sei, da chi ti sta accanto. Punto 1. Ma non niente da lettino di psicanalista, semplicemente interagendo, e interagendo per un obiettivo comune, anche camuffandoti da supereroe. 2. Tu hai il dovere di sapere chi è accanto a te. Dal diritto di sapere chi sei discende il dovere di sapere chi hai accanto e cosa può darti e cosa può chiederti. Ok, se io so chi sei, se io so chi è Gabriele, io so che lui è per esempio una persona che sa ascoltare, mi confido con Gabriele. Ok? Lui sa che io sono una persona ottimista e solare, quando è giù mi si avvicina. Ok, bene. Questa dinamica deve portare alla fine a cosa? A creare una situazione di classe in cui l'obiettivo finale non è raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo finale è mettersi insieme per raggiungere l'obiettivo. Perché a volte gli obiettivi non si raggiungono e quindi che si fa? Ci ammazziamo. No. Gli obiettivi sono lo spunto, l'occasione per dire a tutti rimbocchiamoci le maniche e vediamo fin dove arriviamo, perché questi siamo noi. A volte si arriva, a volte non si arriva. Adesso queste parole che ho detto, che sembrano completamente criptiche, verranno svelate nel loro contenuto reale da Nicole, che vi presenterà le carte, ma non prima di aver assaggiato un aperitivo tramite il video di presentazione del nostro gioco. Grazie per l'attenzione.
Ecco, intanto buongiorno a tutti, io sono Nicole, insegno all'Istituto d'Arte Venturi nella parte professionale soprattutto e insegno scienze motorie. Io e Luca abbiamo ideato questo gioco di carte. Boolean è la Tech Academy numero 1 in Italia. Ci occupiamo di formazione. Ecco, insomma, utilizzerò la presentazione che ricalca proprio il video che vi abbiamo per parlarvi di questo Heroes Card Game. Intanto è un gioco cooperativo, è un gioco. Quindi io sono anche psicomotricista, quindi so bene come effettivamente il gioco attiva nei ragazzi tutta una serie di motivazioni che portano effettivamente poi a far parte dell'esperienza che io e Luca abbiamo provato a proporre alle classi. L'eroe sta nel gruppo. Insomma, è chiaro che tutti forse abbiamo visto gli Avengers e abbiamo visto come i supereroi effettivamente lavorano poi insieme per sconfiggere quello che in quel momento è il nemico comune. Qui non dobbiamo sconfiggere nessuno, ma dobbiamo riuscire a lavorare insieme, a capire come ognuno di noi nella propria unicità può effettivamente apportare qualcosa al gruppo, essere magari fondamentale o essere comunque di aiuto agli altri. Ovviamente abbiamo utilizzato le strategie educative che abbiamo già nominato e sono state nominate più volte anche negli altri interventi, quindi quello di scoprire che cosa noi possiamo dare agli altri, ma non solo questo, anche chiedere l'aiuto degli altri, che è un passaggio non così facile poi da ottenere in un gruppo. Paola, vai pure avanti. I facilitatori, che in questo caso eravamo io e Luca, possono essere comunque degli adulti di riferimento che supportano la classe, perché la classe da sola farebbe fatica a prendere queste carte e saper giocare, quindi la conduce, la prende per mano, la accompagna per arrivare a quello che può essere effettivamente l'obiettivo, che è poi la missione che vedremo insieme. La parte successiva è quello di individuare il supereroe. Noi proponiamo alla classe un mazzo di carte che abbiamo creato insieme e che dopo, insomma, se avete piacere guarderemo, e ognuno di loro, toccandole con mano, potrà scoprire qual è il supereroe in cui più si identifica. Vai pure avanti. Come le abbiamo strutturate queste carte? Questa in particolare la mia, quindi il nome del supereroe che è X-Watcher. Abbiamo poi messo delle domande guida, domande che possono essere d'aiuto ai ragazzi per capire se effettivamente sono quel supereroe. Abbiamo inserito un simbolo, quindi a livello visivo molto semplice per capire quel supereroe quale talento esprime, i valori che poi sono importanti come in tutti i giochi di carte per arrivare alla missione e infine appunto la soft skill, quindi il talento che quella carta identifica. Vai pure. Successivamente ci si divide in gruppi, piccoli gruppi, 5-6 studenti massimo. Questi piccoli gruppi devono essere decisi ovviamente dal consiglio di classe o quantomeno certamente dal coordinatore, perché devono essere dei gruppi comunque che possono lavorare insieme, possono essere messi insieme ragazzi che magari hanno qualche criticità che vogliamo un po' sciogliere, oppure possiamo tentare di lavorare per gruppi omogenei. Vai pure Paola. La missione che noi assegniamo è una missione che può essere effettivamente calata nella scuola. Per esempio questa è l'organizzazione di una gita di classe. Anche in questo caso ci sono dei valori, quindi lì segnati avete bisogno di, i valori che ovviamente riprendono quelli delle carte che noi abbiamo assegnato agli studenti, una descrizione della missione, anche in questo caso un simbolo. Passaggio successivo. Dobbiamo individuare quali sono le fasi per arrivare a questo obiettivo, quindi qui lavoriamo anche in una simulazione di impresa, quindi dobbiamo cercare di arrivare a quella missione, di suddividere le varie fasi che ci possono portare al compimento di essa. Ovviamente ogni parte della missione deve avere poi un supereroe di riferimento, chi compie effettivamente quell'azione. Ovviamente qui, insomma, l'ha già detto Luca più volte, quindi insomma lo possiamo anche saltare. Vai Paola. Non è detto che la missione si possa portare a termine. Come diceva prima Luca, dovremmo anche lavorare un po' sulla frustrazione, cioè non siamo arrivati alla missione, quindi il gruppo non vale niente. No, assolutamente. Qui abbiamo provato noi con mano, effettivamente gli studenti si aprono agli altri. La prima cosa che hanno detto quasi tutti i gruppi in cui abbiamo provato è: ma prof, noi abbiamo più di quel valore, perché non lo possiamo dare all'altro gruppo?
non siamo dei gruppi separati, facciamo parte comunque di un'unica classe. Arriviamo a quello che è l'aiuto non solo del piccolo gruppo, ma anche del grande gruppo. E questo è un passaggio, secondo noi, fondamentale ed è anche il vero senso di questo gioco. Quindi noi abbiamo un'unicità, la mettiamo a disposizione degli altri, ma non solo di quelli che sono legati alla nostra missione, ma anche ovviamente a quelli che hanno delle missioni differenti a cui noi possiamo però apportare il nostro talento, proprio perché noi insomma siamo dei supereroi. Abbiamo pensato che oltre ovviamente alla classe, questo è un gioco che può essere applicato anche nei consigli di classe, quindi nella formazione dei docenti, magari in un percorso di team building che si può fare anche chiamando altri operatori esterni, con un supporto magari psicologico. Può entrare in classe, farne una parte e ragionare ancora di più, non solo con il nostro aiuto, ma anche con l'aiuto appunto di un esperto sul valore di questo gioco. E questo insomma è quanto. Se Paola vuoi far vedere l'ultima immagine, insomma questa è l'immagine conclusiva del nostro progetto e ognuno di loro ha la propria card supereroe in mano. Insomma, secondo me racchiude bene quello che è l'intervento che noi abbiamo fatto con loro. Grazie. Se ci sono delle domande, volentieri, insomma siamo qua per rispondere. In quale parte, forse avete detto all'inizio, lo usate nell'accoglienza e poi lo usate in diversi momenti dell'anno? In quali ore di lezione? Pronto. Allora, inizialmente era stato pensato per l'accoglienza. Poi ci siamo accorti però che ha un grado di complessità che in realtà per una classe appena formata non ha molto senso, nel senso che si va a intervenire dove già vengono fuori delle acclarate dinamiche di non collaborazione, di eccesso di competizione, di distacco relazionale fondamentalmente, che è poi distacco affettivo, insomma c'è tutto poi una lettura dietro su cui non vi tediamo. E quindi in realtà noi lo facciamo. Abbiamo detto che il range è più che altro dalla primavera del primo anno fino a qualsiasi altra fase delle altre classi, perché per esempio un inizio d'anno di una seconda che ha avuto problemi è un ottimo target. Si può estendere così anche per le terze. Noi abbiamo lavorato fino alle quarte, penso per dire, eravamo partiti con l'accoglienza delle prime, ma perché? Quando vi ho detto che il Covid ci ha aiutato, tra virgolette ovviamente, è stata una tale regressione nei gruppi classe e negli atteggiamenti individuali che il disconoscimento non solo altrui, ma anche di se stessi è schizzato a livelli incredibili. Li vedete poi a livello epidemiologico, li vedete con quelli che si fanno del male, con le anoressiche, insomma c'è tutta una letteratura di disconoscimento, perché manca quel supporto di io chi sono detto dagli altri. Allora, questo gioco dovrebbe alimentare. Certo, una sola sessione di gioco è un'esperienza che noi difendiamo ed è già conclusa in se stessa, ma potrebbe essere l'inizio, come diceva Nicole, ed abbiamo già sperimentato anche, di un percorso un po' più prolungato. Fare un esempio, al liceo dove insegno io insegno filosofia e storia, non so se l'avevo detto. Abbiamo fatto l'incontro per il gioco, quindi una sessione di gioco, 3 incontri con la psicologa perché erano venute fuori delle robe abbastanza evidenti di isolamento, di competizione. Insomma, era venuto fuori che molte emozioni non venivano dette, venivano trasformate in atteggiamenti non positivi. Quindi si sono bucati 3 sessioni con la psicologa che però è stata estremamente vicina ai ragazzi, cioè ha fatto parlare loro fondamentalmente. E alla fine abbiamo fatto un gioco finale di simulazione di impresa in cui dovevano gli stessi gruppi stavolta produrre qualcosa di concreto, cioè proprio tangibile, e venderlo. E devo dire che è stato il coronamento di un percorso che hanno capito, ragazzi. L'hanno capito, anzi forse all'ultimo, quando hanno fatto questo gioco di simulazione di impresa, lì gli è stato tutto chiaro. Però, allora quel gioco lì esattamente, approfittando anche che erano ragazzi di quarto anno, insomma, gli ha fatto anche bene prendere un attimo il contatto con le loro capacità di concretizzare.
Quindi io non voglio rubare tempo alle domande, però quindi... Ce ne sta solo più una domanda perché non possiamo assolutamente sforare i tempi. Chi vuole poi potrà continuare la discussione anche durante la Io pausa. la darei a Gabriele, ormai siamo diventati amici. Siamo diventati No, io volevo solo capire quanto durano la sessione di la gioco. sessione quanto dura e poi se ci avete portato mazzi di carte omaggio. Mazzo di carte qua. Solo una cosa velocissima. La prima fase della scelta dell'eroe, quindi la conoscenza di sé, volevo sapere se è autonoma e quanto dura e se è aiutata. Perfetto, queste sono tutte e due domande per Nicola. Ti pregherei di fare il supereroe e di rispondere in 1 minuto e mezzo. Perfetto. Allora, intanto questa sessione di gioco dura 3 ore. Noi abbiamo lavorato sulle 3 ore, insomma, siamo riusciti sempre a fare su un cappello introduttivo spiegando bene tutti i supereroi, perché non tutti, insomma, ovviamente hanno il linguaggio delle emozioni, siamo dovuti un attimo entrare nello specifico, facendo anche un cappello finale, ovviamente, che è necessario se vogliamo chiudere il gioco. E l'altra domanda non me la ricordo più. Ah, sì. Ok, la prima fase sì, è individuale. Ci è capitato effettivamente che qualche ragazzo si trovasse in difficoltà su più di una card e l'hanno aiutato quelli del gruppo. Guarda che noi ti vediamo più su quel supereroe rispetto che su un altro. Sì, devono essere fatti prima. Direi che sono stata nei tempi, quindi... Bene, grazie. Invitiamo subito la penultima scuola, la scuola secondaria di primo grado Fermi di Sumirago, scuola della responsabilità attiva, cooperativa, inclusiva e green. C'è qualcuno che ha lasciato una borraccia. Buongiorno a tutti. Io sono Anna Maria Cozzi, sono un'insegnante di italiano, storia e geografia della scuola secondaria di primo grado, scuola della responsabilità, dell'Istituto Comprensivo di Mornago Enrico Fermi di Varese. Scuola della responsabilità, noi ci chiamiamo proprio così, scuola secondaria di primo grado, ma scuola della responsabilità. Io sono carica veramente tanto di emozioni, perché intanto siamo forse l'unico istituto comprensivo in questa mattinata e poi perché abbiamo sentito delle esperienze davvero strepitose e noi siamo piccoli. Io adesso do la parola velocemente a chi è con me questa mattina, la docente Barbara Landoni e la professoressa Amalia Golino. In realtà avremmo dovuto avere la presenza della professoressa Laura Valdameri, insegnante di matematica alla scuola della responsabilità, ma deve partorire a breve e quindi non è con noi, ma so che ci sta seguendo. Lascio subito la parola a Barbara. Sì, ciao. Io in realtà sono coordinatrice nel mio plesso, io sono un'insegnante della scuola primaria, sono coordinatrice noi siamo una scuola senza zaino. Siamo una scuola senza zaino da 2015, siamo partiti con una classe pilota di seconda elementare, aderendo alla rete nazionale che ha come capofila Fauglia in provincia di Pisa, Toscana, e da allora siamo cresciuti tantissimo. Noi siamo una scuoletta in provincia di Varese, siamo a 7 km da Varese, un po' di più, siamo nel nord-ovest, il nostro istituto comprensivo ha 1200 alunni circa, un centinaio di docenti, siamo abbastanza grossi, su una complessità territoriale abbastanza difficile perché siamo dislocati in questi paesini, quindi non vi dico trasporti, utenza varia, complessa, insomma ieri sentivo parlare di complessità, eccetera, e mi ha colpito tantissimo perché noi appunto siamo in una fascia d'età completamente diversa dalla vostra, perché voi siete tutti istituti secondari di secondo grado, noi invece siamo primo grado, addirittura anche un primo ciclo, e cosa che mi ha colpito tantissimo stamattina è sentire che
cioè se siamo tutti, cioè la pensiamo, i valori che ci raggruppano e ci fanno essere qui sono quelli che condividiamo. Ho sentito tante cose e le condivido tutte quante. E mi viene in mente due cose principalmente. La prima, quando parlava del coaching classe, perché noi abbiamo fatto il contrario, cioè voi siete partiti forse dagli alunni, noi dai docenti. Cioè i docenti ad un certo punto si sono interrogati su cosa faccio, dove lo faccio, come lo faccio, chi sono, no? Che cosa so fare, no? Un po' i talenti delle carte, eccetera. Questo ci ha spinto a trovare una via d'uscita, una cornice valoriale, che per noi è arrivata con Senza Zaino, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, mi viene da pensare, no? Qualsiasi cosa per buttarsi fuori da un'immobilità che ci stava uccidendo. Noi eravamo un plesso depresso, depressissimo, nessuno voleva venire da noi, perché non ci sono trasporti, nessuno voleva iscriversi, rischiavamo di perdere classi, di perdere i bambini, di perdere una ricchezza territoriale enorme. E allora abbiamo deciso, cosa facciamo? Ok, ci buttiamo in questa cosa. Ce l'abbiamo fatta, adesso coinvolgiamo 21 classi tra primaria e secondaria, con più di 330 alunni in continua crescita. Non abbiamo più spazio, dobbiamo dire alle persone che non possono iscriversi da noi perché non abbiamo più aule, basta, non ne abbiamo più. E quindi mi fa piacere, ho sentito tante cose e questo avanzare, sostenere, continuare. Anche noi ci dobbiamo sostenere tantissimo come gruppo docente, tantissimo, perché è difficilissimo. E adesso vi presentano il loro percorso che è fantastico, che mi piace che possa proseguire poi in una scuola secondaria di secondo grado. Quindi primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado. Grazie. E qui, grazie Barbara, davvero. E qui c'è l'altra emozione, davvero, perché se è vero che la scuola primaria è partita, ha cominciato ad avanzare, la scuola secondaria di primo grado ha fatto tanta fatica, proprio tanta fatica. Eravamo in 2 inizialmente, quindi c'era proprio tutto da costruire. Però abbiamo continuato ad avanzare e piano piano ci siamo sostenuti in verticale, perché ci sosteniamo tantissimo in verticale. Nel nostro istituto comprensivo ci sono 2 scuole secondarie di primo grado e solo la scuola secondaria di primo grado della responsabilità ha deciso di, almeno adesso anche l'altra, ma inizialmente nel 2015 solo a Sumirago davvero ci si poneva questa domanda. Ma chi abbiamo davanti noi? Chi sono i ragazzi che sono con noi? Non che cosa faccio, perché ci eravamo accorti che partendo sempre dalla domanda che cosa faccio questa mattina in classe o nelle prossime settimane, non funzionava. I ragazzi, poi vedrete il nostro logo che è stato costruito dai ragazzi, i ragazzi arrivavano in un certo modo e uscivano alla stessa maniera. E allora vuol dire che non c'era stata una crescita. Dovevamo cambiare e dovevamo cambiare noi. Ecco perché Barbara dice siamo partiti da noi, docenti, non stavamo bene e vedevamo i ragazzi non star bene. Personalmente, e chiudo, la mia esperienza di docente ormai di tanti anni, ma sono ancora in crescita per apprendere, aveva anche il pezzettino di genitore. Io sono mamma di 3 maschi, di 3 ragazzi e uno dei miei figli aveva frequentato la scuola primaria con uno stato d'ansia potentissimo, potentissimo, perché oltre alla necessità di dover affrontare una mole di compiti incredibile, senza un effettivo rapporto, cioè una conseguenza oggettiva di apprendimento efficace, a questo si era aggiunto il fatto che la sua salute si è incrinata e non c'era l'attenzione, lo sguardo, il vedere il bambino che stava crescendo e che in quel momento aveva anche un'esigenza ulteriore. E quindi davvero mi sono domandata se è necessario fare una scuola così, cioè è veramente obbligatorio o si può fare diversamente? E allora abbiamo cominciato a fare diversamente. Vi presento Amalia, che è arrivata da noi alla scuola secondaria di primo grado dopo. Buongiorno a tutti, mi presento, io sono Edvalia, ha sbagliato il mio nome, e ho 720 anni. Non ci avete creduto?
È vero, perché in realtà i ragazzi mi hanno dato gli anni che ho e io ne ho tolto qualcuno perché ho 789 anni e insegno in una scuola magica dove con una bacchetta usata in maniera responsabile si possono realizzare tanti miracoli, tanti incantesimi, e alcuni di questi li potrete vedere. È quello in realtà che io posso sperimentare in questa scuola. Oh, scusate, no, io mi chiamo Amalia Golino e insegno all'ICC di Mornago, all'Istituto Comprensivo, dopo un percorso di 15 anni nella secondaria superiore. Per una fatalità mi sono ritrovata all'Istituto di Mornago, dove ho potuto vedere realizzato il senza zaino e subito ho pensato: questo è l'ambiente dove voglio continuare perché avevo gestito tanti percorsi di formazione, avevo imparato tanto e sperimentato nelle mie classi, ma da sola, senza il supporto dei consigli di classe, senza la possibilità di giocare in squadra. Sono entrata nella scuola e già il setting d'aula, con la cattedra che scompare, le isole, le buchette, tante situazioni miracolose che potevano portare i ragazzi a lavorare in team, a lavorare in squadra, erano per me la manna. E così, pur potendo cambiare, l'anno successivo io sono rimasta e ho continuato e sto continuando insieme a loro questo viaggio, questo percorso che Anna comincerà ad illustrarvi. Ovviamente ho anche un'identità altra, in realtà queste identità ce le hanno date i ragazzi, perché noi non vi presentiamo dei progetti, vi presentiamo una scuola che dentro una cornice fa delle esperienze. I docenti e i ragazzi fanno esperienza insieme e una di queste esperienze è proprio questo: trasformare la scuola di magia di Harry Potter, in una scuola magica che è su Hogwarts, e ciascun docente non è voluto ad essere docente, è uno stregone, quindi insegna qualcosa insieme ai ragazzi. E io sono Anne Granit. Sono stati generosi i ragazzi con me, ok? Generosi anche perché io non ho la silhouette, insomma, della professoressa McGranit, che insegna trasfigurazione. Ecco, mi trasfiguro io spesso, a me hanno dato il potere, anch'io ho 780 anni circa, loro mi hanno affidato il potere di calmare, a proposito di ansia, calmare i ragazzi un po' troppo loquaci, ansiosi. Me l'hanno affidato loro. Quindi hanno giocato e giocano con noi tutti i giorni. Noi siamo all'interno di un percorso, però. Abbiamo scelto la strada perché, mentre molte delle vostre scuole, caspita, hanno praticamente raggiunto alcune mete, noi siamo ancora in viaggio. Ancora in viaggio. Ora vi proponiamo un piccolo gioco che immagino qualcuno conosca, insomma, nelle sue procedure, e vi do solo le procedure. Mentimeter. Vi facciamo una domanda dopo tutto ciò che avete ascoltato, quindi noi facciamo così anche in classe, giochiamo insieme ai ragazzi, ci dovrebbero apparire le istruzioni, adesso piano piano, se prova, e però se non ci sono le istruzioni, ok, non appaiono. Fa niente, facciamo diversamente, facciamo un Mentimeter così, a voce. Avremmo usato la tecnologia e sarebbe stato interessante. La domanda è questa, ma è troppo lungo. Va bene, ok, non ti preoccupare Barbara. La domanda era, dopo tutto ciò che avete ascoltato, provate a dare 3 parole che secondo voi rappresentino com'è che si fa la scuola della responsabilità. Perché
come ha detto il liceo scientifico, noi nell'istituto comprensivo, primaria e secondaria, se posso permettere, siamo la scuola che non fa niente. Per molto tempo, dal 2015, noi siamo stati la scuola media che non faceva niente, quella che non insegna, quella che non mette voti, o se li mette troppo alti. Com'è? Allora, secondo voi, così, giochiamo insieme, giochiamo così, 3 parole che secondo voi dicono come si fa la scuola della responsabilità e poi noi vi raccontiamo alcune cose. Che vuole partecipare? 3? Anche 2 vanno bene? 1? Ascolto, ok. Yes. Ascolto, collaborazione, flessibilità. Barbara, prendi nota? Ok. Qualcun altro vuole? Divertimento. Avete visto? Divertimento? Leggerezza? Basta, va bene, va bene. Non so se avete visto il mio avatar. Io sono con la lingua di fuori. Sono così io. E quindi loro hanno identificato la leggerezza. Stai scrivendo, vero? Sì. Ok. Qualcun altro vuole? Prego. Fantasia, protagonismo. Ok. Possiamo andare anche perché il tempo. Follia. Pizzico di follia. Follia io... Quella tanta. La leggo, la follia, quando penso alla follia mi viene sempre in mente Pirandello, che apri e noi abbiamo aperto e ancora aperto, non abbiamo più chiuso, è vero. Allora, tutte queste parole io le ripeto: ascolto, divertimento, leggerezza, fantasia e follia, collaborazione e flessibilità, davvero sono le parole cardine del nostro fare scuola, insieme ai ragazzi, ma proprio insieme. Adesso voi vedrete in questo percorso che noi lavoriamo veramente sempre, continuamente con loro. Noi non siamo più in cattedra, è sparita. I primi anni, per cercare di tenere sotto controllo le ansie dei professori, non dei ragazzi, dovevamo tenerla da una parte. Era lì, la cattedra c'era. Per i primi tempi. Adesso basta. La cattedra non c'è più. L'ha detto anche Mario Lodi. Mario Lodi dice: io sono entrato nell'aula, mancava spazio, ho tolto la cattedra, ci siamo stati. E l'ha detto diversamente, chiedo scusa per la citazione. Sì, grazie. Sentite i ragazzi se partono. No? Va bene. Vai. Vai. Ecco. Vai. Prego. Speriamo di... Forse ce la facciamo? Ok. È il tempo che scorre che... Ok, vabbè, allora abbiamo le testimonianze di 2 ragazze che sono uscite dall'istituto, hanno appena affrontato l'esame di terza media e delle 2 ragazze che hanno riportato un po' la loro testimonianza, abbiamo un elemento che in realtà non proveniva dal senza zaino del percorso della primaria, quindi non conosceva le modalità, non conosceva il contesto, si è ambientata ed è stata inclusa, perché l'altro termine che non è venuto fuori ma che deve sempre venire fuori, l'inclusività, e le nostre modalità sono altamente inclusive. La ragazza ha superato il disagio iniziale, ha superato le difficoltà insieme ai compagni, aiutata dai compagni, ha aiutato successivamente una ragazzina straniera che è stata inserita all'interno della classe a metà anno e ha vinto anche un premio gestito dall'Associazione Genitori, perché ha incarnato quello che è il significato primario della nostra scuola, quindi ha fatto tutto il percorso.
e tutta la nostra attività è altamente inclusiva, perché quello che vedrete attraverso qualche video, se sarà possibile, o anche attraverso le immagini, ma poi potrete andarlo a rivedere, è fatto da tutti i ragazzi e soprattutto da quelli che hanno delle difficoltà, perché all'interno del contesto, all'interno del lavoro, all'interno delle procedure attive, all'interno della didattica innovativa attiva, noi siamo riusciti a coinvolgere tutti i ragazzi, tutti, nessuno escluso. Ma come facciamo? Allora, intanto Barbara diceva bene, siamo all'interno di una cornice, quella di Senza Zaino della rete, e questo ci ha sicuramente agevolato, ma poi le linee guida, la declinazione del nostro fare scuola è assolutamente originale e personale. I ragazzi sono sempre, quando entrano a scuola, in un unico e solo setting, che è quello delle isole, sono sempre ad Isola. Loro collaborano, cooperano, lavorano sempre a Isola. Certo, c'è anche il lavoro individuale, che potrebbe essere propedeutico al lavoro a Isola o successivo in alcuni casi, con flessibilità in funzione di quello che è l'obiettivo di competenza. Noi docenti sappiamo dove li dobbiamo portare. Che cosa facciamo? I ragazzi entrano, hanno un momento di incontro tra loro, che noi chiamiamo Agorà, dopo che è dentro la lezione, anche se la parola lezione un po' mi infastidisce, perché i nostri sono veramente incontri, e cominciano a dialogare anche con noi, ci raccontano, e dopo inizia il percorso insieme. Percorso che non è a caso, perché è un percorso che noi docenti, questo con grande fatica, facciamo all'inizio dell'anno, con una costruzione cooperativa anche per noi. Ci riuniamo e, partendo dai nuclei fondanti delle nostre discipline, cerchiamo delle esperienze generatrici, e a quelle esperienze generatrici cerchiamo di costruire un percorso il più interdisciplinare possibile, ovviamente per ciascuna classe, sapendo chi abbiamo davanti, chi sono i ragazzi, e quindi facciamo una mappa complessiva, generale di ciò che faremo. Lo scorso anno, ad esempio, siamo partiti da alcuni concetti legati all'ambiente, perché i ragazzi crescono nella responsabilità per se stessi, verso l'altro e verso l'ambiente. Quella mappa generatrice viene declinata dai consigli di classe all'interno delle diverse classi, diversamente, ma non solo dai docenti. La declinazione effettiva viene fatta con una costruzione costante in classe. Ogni giorno c'è all'inizio un'agorà iniziale in cui con i ragazzi si dice: ok, dove siamo? Che cosa è importante fare in questo momento? Come possiamo procedere, ad esempio, su quell'esperienza, su quel progetto che abbiamo in mente? Esperienze e progetti che ovviamente conglobano tutto il curricolo. Non stiamo facendo esperienze altre, cioè non c'è il progetto a sé e poi c'è il curriculum. C'è il curriculum, che è il programma di massima, e poi c'è la nostra progettazione, e la progettazione insieme ai ragazzi. Quindi ogni classe, ogni gruppo di ragazzi ha poi una mappa generatrice, perché la seconda A avrà declinato le esperienze, quindi l'acquisizione delle competenze che ovviamente hanno dentro i contenuti, in modo diverso rispetto alla seconda B, perché sono un gruppo differente. I ragazzi sono costantemente fautori di tutta la scuola, costruiscono il loro ambiente d'aula. Il setting cambia a volte in funzione delle attività, in più spesso si usano tutti gli spazi. Il corridoio è ambiente di apprendimento, lo spazio di passaggio, anche se passa qualcun altro, passa il collaboratore, passa il dirigente, passa un altro professore che magari è arrivato nuovo. Noi abbiamo un esterno, uno spazio esterno splendido che usiamo sempre, d'inverno, d'estate, in primavera, che piova, che non fa niente. Usiamo sempre lo spazio esterno. E i ragazzi costruiscono le loro conoscenze, le loro competenze lì, ma le progettiamo prima. Attraverso cosa?
non tanto, e finisco, regole. Non vuol dire che non ci siano regole. Le regole sono che a volte le regole, anche qualora siano necessarie per gestire una situazione, sono un'imposizione, sono astratte, sono un concetto astratto. La procedura mi ingaggia e quindi attraverso delle procedure che stabiliamo prima insieme noi docenti e poi diamo loro e loro ne costruiscono a loro volta, facciamo le altre attività. Costruiscono il diario, ad esempio, questo è un pezzettino del loro diario, siccome abbiamo lavorato sulla città, siamo partiti da una citazione di Buzzati e abbiamo fatto il verso a un libro di Buzzati, che è La famosa invasione degli orsi in Sicilia, hanno intitolato il loro diario La famosa invasione degli scrittori a Sumirago. E tiranno. Ecco, io volevo fare invece una carrellata veloce sulle metodologie che utilizziamo e quindi come lavoriamo in classe, come coinvolgiamo i ragazzi. Barbara, se vai avanti. Allora, bene, ok. Allora, i ragazzi spesso diventano docenti per un giorno. La loro attività, il loro lavoro avviene in classe attraverso la Flipped Classroom che è rivisitata, una Flipped Classroom che avviene in classe perché c'è un video, poi c'è l'ascolto, subito dopo c'è la costruzione di una mappa concettuale, oppure può avvenire prima, c'è prima in realtà il momento in cui vediamo quello che i ragazzi sanno rispetto a quell'argomento e poi costruiamo tutto il resto. Abbiamo la progettazione del lavoro, poche indicazioni, pochi elementi e poi i ragazzi si mettono in moto per progettare e questi progetti talvolta nascono nella loro complessità, quindi sappiamo dall'inizio a fine anno che cosa vogliamo fare. Scusa, vai alla conclusione per cortesia. Sì. Ok, chiedo scusa. E niente, vabbè, potete poi vedere quelle che sono le attività. Sì. Vuol dire senza zaino, in realtà l'idea è senza zaino, senza libri, senza compiti. Per ora il senza zaino è che tutto il materiale è condiviso, hanno le buchette, hanno il loro materiale, tutto il Covid ci ha un attimino bloccati ma abbiamo trovato le soluzioni. Vuol dire questo in realtà, alleggerire quello che sono le attività ma farle insieme. Grazie. Chi è interessato può approfondire poi durante la pausa. Bene, concludiamo in Puglia con il liceo Gravina, pomeriggi musicali al Gravina Caffè Concerto. Ma c'è scritto Puglia. Calabria. Prova. La nostra presentazione è un po' articolata, quindi se vi fa piacere farci anche delle domande durante l'esposizione, noi li accogliamo e speriamo di sapervi dare anche la risposta.
Salve a tutti, sono la docente Enrica Mistretta del Liceo Musicale Gian Vincenzo Gravina di Crotone. Sono qua a presentarvi il nostro progetto con il nostro dirigente scolastico Antonio Santoro e la docente di pianoforte, la collega Mariella Manica. Portiamo in scena oggi, essendo un liceo musicale, un'idea che ci è costata veramente tanta fatica, ma siamo stati pienamente ripagati dall'entusiasmo dei nostri ragazzi, la terza M musicale che ci sta seguendo in diretta e bombardando di messaggi, e tutta la comunità scolastica del Gravina e la cittadina che ha reagito e vissuto con noi questa esperienza da spettatori. L'idea di questo progetto è un'idea che nasce già nel 2018, quando un collega, un docente di flauto, un nostro collega, ha proposto alla prima riunione di settembre di dipartimento di sperimentare un nuovo percorso formativo per quanto riguarda i PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro, e ci propone di cimentarci nell'impresa formativa simulata. Dopo 5 minuti il progetto è stato cestinato, perché era una strada completamente nuova, un terreno che non conoscevamo, forse troppo audace per il tempo, per il momento. 3 anni dopo, nel 2021, lo stesso docente di flauto diventa il nostro dirigente scolastico. Quindi il 1° settembre prende servizio, il 2 settembre arriva la mail col materiale informativo sull'impresa formativa simulata e noi abbiamo subito accettato con piacere questo nuovo percorso che ci si prospettava davanti. L'impresa formativa simulata permette ai nostri allievi di poter essere imprenditori di se stessi, di portare un'idea, trasformare un'idea in un'azione, in un qualcosa che può essere veramente concreto, fattibile, vero. Gli studenti prendono le sembianze di giovani imprenditori, di manager di se stessi e si cimentano in un nuovo percorso. L'impresa formativa simulata, che nasce come metodologia con la legge 107 del 2015 insieme ai percorsi di ex alternanza scuola-lavoro, viene strutturata su una piattaforma ben predisposta che segue la normativa vigente in Italia e tutte le indicazioni nazionali sui percorsi di PCTO. Quindi quando entri nella piattaforma di Confo non ti puoi sbagliare, perché sei ben seguito sul lavoro che devi svolgere, e ti dà grandi possibilità per sviluppare con la classe tutte quelle che sono le competenze, chiavi di cittadinanza, di mettere in attivo tutte le metodologie didattiche, il role playing, il service learning, come veniva ben citato ieri, perché il terreno principale di lavoro è quello dell'ambiente cooperativo, del laboratorio, e quando facciamo laboratorio io credo non sbagliamo mai, se creiamo questo come ambiente per strutturare il nostro lavoro. La piattaforma ci dà subito un'indicazione: che tipo di lavoro vuoi fare, cosa vuoi diventare, vuoi lavorare su un settore del profit o sulla via dell'associazionismo. Noi, essendo un liceo musicale, parlando la lingua della musica e della cultura, abbiamo senza ombra di dubbio alcuno scelto la via dell'associazionismo. E i nostri studenti, la piattaforma ci dice di svolgere un primo lavoro, di fare un importante studio di sensibilizzazione e orientamento del territorio, del nostro territorio crotonese. Chiediamo aiuto al nostro docente di matematica, alla docente di italiano, studiamo PTOF della nostra scuola, andiamo sul sito del comune di Crotone, ci rendiamo conto di quelli che sono i dati economici, la dispersione scolastica, i problemi il calo demografico, problemi di immigrazione, problemi economici della nostra provincia, e diamo uno sguardo profondo, uno studio su quelle che sono le realtà musicali nella nostra provincia, che sono poche e che lavorano con grande fatica. Fatto questo tipo di studio, siamo passati e siamo stati seguiti a fare una fase numero 2, che è quella della business idea. Dobbiamo sviluppare un'idea. In questa situazione, in questa provincia che abbiamo studiato, cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo proporci e proporre? Allora, vogliamo creare un'agenzia di management musicale che si occupi delle 2 grandi realtà scolastiche della scuola, che sono il coro
scolastico e l'orchestra, che insieme sono già più di 100 elementi, e noi abbiamo solo un corso musicale, quindi abbiamo tutti gli allievi coinvolti, e tutta una serie di manifestazioni che si possono fare nel nostro liceo, come produrre spettacoli, mostre, organizzare concorsi musicali. E per far questo abbiamo bisogno di un'agenzia di management e ci mettiamo al lavoro. Il lavoro, abbiamo invitato 3 personalità, le abbiamo invitate a scuola e abbiamo cominciato a studiare. Abbiamo invitato il collega Gianfranco Russo, che è un esperto di management musicale, che ci ha spiegato che cos'è il management, il sistema dell'industria musicale, i doveri fiscali, i diritti e gli adempimenti e gli aspetti normativi. Abbiamo invitato la collega che insegna scienze umane, l'avvocato Anna Napoli, a spiegarci cos'è il terzo settore, le associazioni non riconosciute, e abbiamo invitato per ultimo il presidente Luca Campana, che è presidente dell'associazione Eventi Musicali Management, che è un'associazione che fa questo lavoro sul territorio e che noi abbiamo scelto come azienda madrina, azienda tutor. Dopodiché in classe ci siamo dati, abbiamo fatto un incontro e abbiamo scelto la nostra vision. Ci siamo ispirati a questa frase meravigliosa: le città di Padre Giovanni Semeria, le città moderne hanno bisogno di queste oasi artistiche, e noi abbiamo avuto la pretesa di creare nella nostra scuola un'oasi di arte, dove fare l'arte, fare buona arte e severa arte musicale. La vision della GAM, della nostra associazione, è mettere al centro del nostro lavoro un tipo di dialogo che possa accogliere su tutti, parlando la stessa lingua, che nel nostro caso è la lingua della musica, la lingua dell'inclusione. E ci siamo dati una missione. Cosa vogliamo fare? Vogliamo creare attività culturali nella nostra sala concerto. Per farlo, superate queste 3 fasi, quindi essendoci una volta chiarite le idee, guardo i minuti, la piattaforma ha detto: beh, avete capito cosa volete essere, cominciate a lavorare. I ragazzi si sono organizzati in gruppi di lavoro, chi ha lavorato allo statuto, all'atto costitutivo dell'associazione, chi ha richiesto in piattaforma il codice fiscale, chi ha fatto l'iscrizione nel terzo settore e chi invece si è dedicato a creare il logo dell'associazione. I ragazzi, in un'assemblea di classe, hanno creato il loro consiglio di amministrazione, hanno eletto un presidente, un vicepresidente e un segretario, e hanno studiato, perché ogni ruolo ha delle competenze specifiche, e scelto chi della classe era portato per fare un ruolo o meno. Un direttore artistico, un segretario artistico, responsabile dell'ufficio stampa, marketing, responsabile del servizio d'ordine nel momento in cui ci sarebbero stati gli eventi, e questi sono i gruppi di lavoro con, vabbè, i nomi, le wings, i musicopioni, con i compiti che hanno svolto. E questa è un'immagine meravigliosa che loro hanno scattato alla fine della prima conferenza stampa di presentazione, dove loro si sono timbrati il simbolo della nostra associazione, della GAM, e dà veramente il senso di gruppo, di comunità che la classe ha sviluppato. Dopodiché ci poniamo il primo obiettivo. Il primo obiettivo è quello di creare una stagione concertistica. Cosa bisogna fare? Abbiamo organizzato il lavoro, pianifichiamo il periodo, la contattazione degli artisti, che tipo di marketing vogliamo fare, quindi come si gestisce un artista, il tipo di lancio da fare sui social e attraverso i giornali, che tipi di strategie vogliamo ottenere. Allora contattiamo, noi siamo un liceo musicale, un istituto superiore, contattiamo le scuole medie a indirizzo musicale, contattiamo le associazioni nel settore, nella provincia, che si occupano di questo lavoro, e diamo un design unico, un'impronta visiva che colleghi dalla brochure di sala al manifesto di presentazione degli eventi. E così arriviamo ai pomeriggi musicali al Gravina Caffè Concerto.
La nostra prima stagione concertistica. Insieme all'associazione GAM nascerà, come avete già detto, una serie concertistica di 5 eventi momentaneamente, che dà la possibilità a noi alunni, a noi studenti di entrare nel mondo degli adulti, nel mondo del lavoro, che ci dà anche una grande formazione a livello educativo e a livello musicale. Questa è la presidente della nostra associazione, nel momento in cui abbiamo creato la nostra prima conferenza stampa e abbiamo invitato in conferenza il direttore del Conservatorio di Cosenza, col quale noi siamo convenzionati, il maestro Perri, la dottoressa Giannicola dell'USR Calabria e il presidente della Camera di Commercio, quindi anche rimanere e creare una serie di rapporti fondamentali per il mondo scuola. C'è di che essere soddisfatti del lavoro svolto da questi ragazzi? Soddisfatti e anche molto emozionato, non le nascondo, perché effettivamente era un'idea progettuale ma l'hanno sviluppata pienamente e quindi compiutamente anche con questa prima locandina, quindi avremo già 5 eventi fino a maggio e quindi si concretizza anche quello che era un progetto che ovviamente per noi diventa fondamentale. Hanno dimostrato di avere carattere e soprattutto grande inventiva. Sì, e molto entusiasmo anche in questa opportunità formativa, perché per loro sarà anche la possibilità di comprendere il perché stanno studiando e quindi per realizzare poi un progetto futuro, diventare imprenditori di se stessi. Il nostro dirigente. Dopo la conferenza stampa sono cominciati parte della nostra stagione concertistica. Abbiamo studiato uno standard, un leitmotiv, un format per questi concerti che prevedeva un momento di apertura, l'open concert, dedicato alle scuole medie. Le eccellenze delle scuole medie della provincia di Crotone hanno mandato un allievo, le scuole medie hanno mandato l'eccellenza a fare questi 5 minuti di apertura per il nostro concerto. Abbiamo avuto un quartetto di violoncelli, un coro di voci bianche, un pianista eccezionale. Il primo evento si è occupato della presentazione di un libro del nostro docente di storia della musica, che ha scritto questo manuale di storia della popular music e del jazz, e quindi il nostro ufficio stampa ha creato le domande, ha studiato il libro e poi ha intervistato il docente. Il secondo evento invece è stata una lezione concerto su un artista straordinario della provincia di Crotone del fine 1600, è stato veramente uno dei padri della scuola del barocco italiano, quindi proprio un loro conterraneo. E poi abbiamo avuto quest'altro evento molto bello che ha visto 2 nostri ex allievi. L'open concert è stato svolto da una nostra ex violoncellista che adesso è diventata docente di violoncello in una scuola media a indirizzo musicale, e il concertista che si è esibito, giovanissimo, Gianfrancesco Federico, è uno dei talenti a livello mondiale ormai come violinista ed è uno dei più giovani docenti di ruolo di violino. Nostro collega ancora non ha capito se ci deve dare del tu o se ci chiama ancora professori, perché si è diplomato pochi anni fa. E poi questo evento, che è stato l'evento di punta della stagione, un concerto serale infatti, che ha visto una grande collaborazione col Conservatorio di Cosenza, col Dipartimento Jazz del Conservatorio di Cosenza. Abbiamo realizzato la messa gospel di Robert Ray con un direttore d'eccezione che è il docente di canto pop del Conservatorio di Cosenza, ma uno dei fondatori dei Neri per Caso. La papera la devo fare per forza. L'ultimo concerto è stato affidato alla nostra classe quinta ed è un evento abituale. La nostra classe quinta, che comincia con noi, studi musicali, che dedica a noi docenti l'ultimo concerto del loro percorso scolastico con noi. Alla fine di ogni concerto abbiamo dedicato 10 minuti al caffè, a un momento di convivialità, proprio come spiegava ieri il festival, l'idea di convivialità che presentava ieri il preside Raffaelli, perché come dice Giuseppe Verdi, il caffè, vabbè, non avevamo le bollicine del Prosecco, no? E poi sono tutti minorenni a scuola, quindi abbiamo preso un caffè e creato questo momento di convivialità. Le nostre ragazze si sono messe a disposizione. E come ci diciamo sempre noi tra docenti, la musica si può fare solo in un modo, insieme, e si impara solo facendolo. Vi facciamo questa carrellata di immagini molto significative. Questo era il nostro botteghino,
Il primo biglietto di ogni evento è stato sempre dedicato, offerto al nostro dirigente scolastico, anche perché era anche il primo ad arrivare, quindi sempre il numero 1. Ecco un'eccellenza delle scuole medie che si è esibita per noi, uno dei momenti delle prove della messa gospel, il momento finale del concerto del violinista, il quartetto di violoncelli delle scuole medie, un altro momento di prova è il foyer del nostro teatro, della nostra scuola, un altro momento concertistico, il preside, è una foto che si sono scattati i ragazzi e hanno pubblicato su Instagram, i momenti quelli belli. Un momento del sound jack, dove i ragazzi capaci di gestire tutte le amplificazioni, casse, mixer, le mettevano a posto, è un momento prima di entrare in scena per la messa gospel. E un attimo di musica per voi. I saluti finali li facciamo fare a una nostra allieva che ha chiuso la manifestazione. Eccoci giunti alla fine. Ringraziamo il nostro professore Basciano per aver voluto partecipare a questo nostro incontro. Ringraziamo la scuola media di Anna Frank, musicale, che con la sua orchestra ha fatto il nostro Open Concert. Siamo stati felici di avervi avuto tutti qui e che ci possono essere anche altre occasioni per suonare tutti insieme. Quindi ringraziamo tutti i prof e il dirigente scolastico, la professoressa Alvito. La nostra piccola associazione continuerà insieme al suo lavoro meticoloso e ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo evento, che sarà in particolare il 28 aprile, con la lezione sul concerto del compositore Leonardo Vinci, tenuto dal maestro De Siena e dal maestro Spunto. Vi aspettiamo tutti, carichi come oggi, per la nostra passione e il nostro interesse. Chiediamo però che a chiudere il nostro pomeriggio sia il padrone di casa del nostro liceo, il nostro dirigente scolastico, il professore Antonio Santoro, che con fiducia e entusiasmo ci sta dando l'opportunità, ci sta aiutando per questo nostro percorso, che non è semplice ma sicuramente bellissimo. Noi vi salutiamo e passiamo la parola al preside. Anche noi come Giulia invitiamo il nostro dirigente scolastico a chiudere la presentazione del progetto. Grazie alla professoressa Mistretta, alla professoressa Manica, grazie a voi, grazie all'organizzazione di questo festival che ci permette di condividere una bella esperienza che abbiamo realizzato. Uscivamo dall'emergenza pandemica, l'intera coinvolgere dei ragazzi e loro si sono immedesimati nelle parti che poi avete visto, anche creando in sostanza poi ecco, le slide con io mi svolgerò questo, e lo hanno svolto col massimo dell'impegno. E questo ci ha aiutato anche poi il secondo elemento che voglio mettere in risalto, ecco, comprendere perché si studia, lo dicevo anche nell'intervista, che non è tanto legato al voto, ci stavamo ponendo prima il problema del voto, non voto, quindi la scuola senza voto, è un po' quello che crea l'ansia, no? Invece io studio perché devo acquisire quelle conoscenze e quelle competenze che mi permetteranno di raggiungere l'obiettivo, quindi perché poi potrò essere io manager di me stesso, quindi ecco, anche in un territorio come il nostro, che bene o male forse ha vissuto per un po' troppi anni di una politica di assistenzialismo, il rimboccarsi le maniche ed essere veramente non mi insegnava, diceva, devi riuscire a metterci come tempo almeno lo stesso tempo che impieghi nel suonare, nello studiare, anche per saperti vendere, perché sennò ovviamente ti mancherà sempre qualcosa. Quindi questo è l'aspetto fondamentale. E l'ultimo che mi sento di condividere con tutti, che immensamente mi ha fatto piacere anche raccogliere nei diversi interventi, e che hanno toccato con mano quanto il tutto è maggiore della somma delle singole parti. Ancora una volta torniamo col fatto che hanno lavorato assieme per raggiungere lo stesso obiettivo, perché ogni piccola parte poi ha fatto la differenza per raggiungere ovviamente lo scopo. Grazie ai docenti. Se avete domande da fare, ve li lascio ovviamente. Condividi con noi la domanda.
Aggiungo solo una cosa e dopodiché torno a sedere, così lascio la parola a loro. La professoressa dimenticava di dire che io sono stato anche un alunno in questa scuola, quindi ho vissuto tutte le fasi. Grazie. Bene, se è stato tutto chiaro, noi siamo felici. No, non è stato tutto chiaro. Ciao, bellissimo. Che tipo, io sono commossa perché la musica per me è una parte fondamentale, per cui per me è veramente... che tipo di rapporti avete con le scuole musicali della scuola secondaria di primo grado, con le SMIM? E se vi è mai capitato di avere anche delle collaborazioni con scuole primarie? Allora, in che modo? Ancora con la primaria no, ma è sicuramente il progetto che riguarderà l'anno accademico che sta per cominciare, perché è proprio dalla primaria che si comincia a imparare il linguaggio musicale, ma i rapporti tra primaria e scuole medie e licei superiori non sono rapporti scontati, come voi ben sapete, sono rapporti che vanno costruiti giorno per giorno con grande impegno e dedizione, e noi abbiamo già fatto un grande lavoro con la scuola media. Il prossimo step sarà partire proprio dalle... Allora, la scuola media, considerate che bisogna fare, con la riforma che ha avuto adesso il conservatorio, lo studio della musica, parte dalle scuole medie, quindi c'è una programmazione proprio verticale che riguarda scuola media, liceo musicale e poi il corso di alta formazione, perché ormai il conservatorio, inteso alla vecchia maniera, non esiste più, è diventato corso universitario, quindi si fa un lavoro proprio di verticalizzazione, di programma, spalmato tra scuola media, liceo musicale e conservatorio, e questo tipo di attività ci permette di creare un dialogo continuo. Soprattutto immaginate quanto sia bello, importante per noi poter relazionarci con docenti delle scuole medie che sono stati i nostri ex allievi, però ripeto, non è niente facile, niente scontato, ogni giorno, ogni evento è una scommessa, è un rapporto da costruire. Esattamente, sì, progetti comuni, sì. E sicuramente la scuola primaria è un nostro desiderio, un nostro pallino, proprio andare con i bimbi a lavorare sulla musica, che è un linguaggio poi incredibile, Grazie. primordiale. Grazie, inviteremo anche in questo caso poi a interagire nel caso ci fossero altre domande durante le pause e gli altri momenti del festival. I tecnici invitano i responsabili delle scuole che dovranno intervenire oggi pomeriggio a fermarsi un attimo adesso prima del pranzo per caricare eventuali materiali. Le sessioni pomeridiane iniziano alle 14, puntuali di nuovo in parallelo. Adesso buon pranzo a tutti.